Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione di Antenna 3, anche oggi per raccontarvi quello che accade sul nostro territorio e dunque un'altra giornata nella quale parleremo di tanti temi. Ovviamente in primo piano c'è il tema della siccità e delle decisioni che dovranno essere prese a breve, entro le prossime 48 ore, sia a livello nazionale che a livello regionale, per cercare di trovare un rimedio a questo fortissimo disagio, a questo allarme vero e proprio ormai che interessa ovviamente non solo i grandi corsi d'acqua. Lo sappiamo, il grande malato è il Po, ma non solo. E dunque si attende di capire se ci saranno delle ordinanze regionali, un'ordinanza regionale specifica. Il tema è quello del razionamento dell'acqua. Come sapete, più di un mese fa già ci fu un'ordinanza della regione, del governatore Zaia, nella quale si dava la facoltà appunto ai comuni di predisporre ordinanze ad hoc comunali per evitare gli sprechi di acqua. Evidentemente si chiede un passo ulteriore alle regioni con un'ordinanza cappello, diciamo così, che imponga in qualche modo questo razionamento se sarà necessario in tutto il territorio. Si stanno studiando anche soluzioni ovviamente per l'agricoltura. Fra poco vi leggeremo anche alcune dichiarazioni del sottosegretario all'agricoltura Centinaio. C'è il tema della siccità e lo affronteremo, c'è il tema del Covid che come sapete torna a rialzare la testa con ancora contagi in salita, l'hanno chiamata l'ondata estiva e si prevede un picco a metà luglio. Tutto questo mentre domani, ed sarà un altro tema che affronteremo, c'è il ritorno della maturità vecchio stile, diciamo così, post pandemia, il ritorno dello scritto, ma anche su questo grava un po' lo spettro del Covid. Ne parleremo con il dirigente regionale scolastico Carmela Palumbo. Altro tema che resta forte è quello della mancanza di personale che sta un po' ovviamente mettendo a disagio negozi, ristoranti, ma anche i parchi tematici. Il caso di Gardaland. Ci sono novità anche da questo punto di vista e avremo con noi un commerciante e ristoratore che ci racconterà la sua esperienza, che torna a trovarci dopo averci raccontato un po' le disavventure da esercente durante la pandemia. E poi c'è la cronaca con tanti drammi purtroppo da dover raccontare. Fra poco vi racconteremo la cronaca, nuda cronaca purtroppo del dramma accaduto ieri sul Piave. Se avete seguito il telegiornale di Treviso, l'abbiamo raccontato proprio in diretta, dalle ricerche purtroppo al ritrovamento, ieri sera nel telegiornale di Treviso, al ritrovamento dei corpi dei due giovanissimi fratelli, 18 e 14 anni, annegati nel Piave. E nel frattempo vi ricordo soprattutto che oggi è martedì e quindi alle 13:30, dopo la prima edizione, è in programma l'approfondimento con NULS 2, un tema molto importante, questo ve lo annuncio, con Alice Montagnier, perché parleremo di malattie della coagulazione, dall'emorragia alla trombosi. Lo faremo con Sabina Villalta, direttore della medicina generale dell'ospedale di Castelfranco Veneto, e Paolo Radossi, responsabile del centro di emofilia sempre dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Dalle 13:30 dunque parleremo di questo. Le telefonate come sempre in diretta per chiarire i vostri dubbi con gli esperti, con Alice Montagnier dalle 13:30. La cronaca, dicevamo, non solo la tragedia del Piave che vedremo fra poco, purtroppo anche gli incidenti sul lavoro, le croci sul lavoro. Ebbene, questa mattina una tragedia sul lavoro è avvenuta a Fumane, siamo in provincia di Verona. Un 26enne morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava manovrando mentre era al lavoro in un'azienda agricola e un agriturismo a Fumane, località Lacà. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, risultato fatale. La dinamica è il vaglio dei carabinieri di Fumane, degli ispettori dello Spisal, dell'ULS 9 Scaligera. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e militari dell'Arma, è intervenuto l'elicottero di Verona Emergenza. I sanitari purtroppo hanno potuto soltanto constatare il decesso del 26enne, un'altra piaga, quella degli incidenti sul lavoro che purtroppo affligge il Veneto. C'è un altro caso poi che fa discutere ed è il caso dei due coniugi, lei padovana, lui inglese, che si trovano in cella a Zanzibar e si sta cercando di capire come fare per riportarli a casa o per quantomeno per scarcerarli, per toglierli da quella cella nella quale versano, a quanto si racconta, in condizioni disumane. Oggi
era prevista una udienza importante che è slittata. Allora sentiamo gli aggiornamenti su questa vicenda. Doveva svolgersi questa mattina in tribunale a Zanzibar l'udienza per stabilire se Francesca Scalfari e il marito Simon Woods dovranno rimanere in carcere o potranno affrontare il processo agli arresti domiciliari, ma il giudice, a causa di un lutto familiare, ha rinviato la seduta a domani. Sono ore di attesa per la coppia, lei padovana e lui inglese, arrestata lo scorso 7 giugno dopo essere stata convocata in tribunale per una vicenda giudiziaria relativa alla realizzazione del resort di loro proprietà. 13 capi di imputazione, tra questi anche riciclaggio di denaro che non prevede neppure il rilascio su cauzione, accuse infondate, spiega la loro legale Manuela Castegnaro. I fatti risalgono al 2017-2019. I coniugi, per realizzare il resort su una terra di proprietà di Simon Wood, avevano trovato dei finanziatori, una coppia di bassanesi, Giovanni Viale e Liliana Isabella Ferro. I dissapori tra i 4 soci però portano ad un processo in sede civile che finisce con una sentenza in favore di Francesca e Simon. Nel 2019, racconta l'avvocato Castegnaro, anche l'azione penale avviata viene archiviata. Intanto, nelle scorse ore, il fratello di Francesca ha incontrato la donna e il marito in carcere. Li ha visti molto provati da giornate senza acqua e in condizioni igieniche pessime. L'udienza di questa mattina è stata rinviata. Purtroppo questa notte è morto il fratello del giudice e quindi è stato chiesto rinvio. L'aula era gremita di persone, presente l'ambasciatore italiano, un delegato dell'ambasciata inglese, amici di Francesca, tour operator dell'isola, tutti i dipendenti di Sherazade Boutique. Finalmente Francesca è riuscita a telefonare a casa, ha parlato con il figlio e ha parlato con il padre. Siamo fiduciosi che domani la vicenda avrà una svolta fondamentale con la soluzione di Simon e Francesca. Quindi potrebbe esserci uno spiraglio di luce importante per questa vicenda che in qualche modo, con contorni ovviamente diversi, con una situazione diversa, ricorda un po' anche la vicenda, lo ricorderete, di Marco Zennaro, l'imprenditore in Sudan per oltre un anno. Ancora la cronaca, come sapete Vicenza è stata una delle prime realtà ad utilizzare in pianta stabile il taser, la pistola elettrica, lo sta utilizzando in più di un'occasione. È successo anche con un diverbio nel quale una persona, un uomo, si era scagliato proprio contro gli agenti. Si è reso necessario l'intervento con il taser dei carabinieri per mettere fine a una lite familiare che stava degenerando. Un cittadino di 40 anni, originario del Marocco, residente a Vicenza e regolare in Italia, è stato denunciato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto ieri, quando i familiari allarmati hanno allertato i soccorsi. A seguito di un litigio per futili motivi, l'uomo si era barricato in una stanza della casa dopo essersi procurato un coltello, un cacciavite e un martello. Non riuscendo a convincere ad uscire, i militari, minacciati ed offesi ripetutamente, sono riusciti ad immobilizzare l'uomo con l'impiego della pistola elettrica. Immediatamente soccorso, il quarantenne è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del San Bortolo. Allora, lo dicevamo in apertura, la tragedia del Piave. Chi avesse seguito ieri proprio il telegiornale di Treviso ha seguito proprio in diretta l'evoluzione di questa drammatica ricerca, che era appunto iniziata come una ricerca dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri nella zona di Fagarei, e purtroppo poi il ritrovamento dei corpi dei due giovanissimi. Allora, la cronaca straziante di quanto accaduto ieri pomeriggio a Fagarei con il servizio di Cristian Arboit e le immagini e le interviste raccolte da Lucio Zanato. Ci sono lo strazio di un padre, l'amarezza dei soccorritori e lo shock di un'intera comunità di fronte a quei due corpi recuperati e portati a riva dopo essere stati trascinati dalla corrente. Doveva essere un pomeriggio di refrigerio, un semplice bagno rinfrescante in una delle giornate più calde dell'anno. Per Fallou, 14 anni, e Bassirou, 18, fratelli di origini senegalesi, si è trasformato in una tragedia senza senso. L'allarme scatta poco dopo le 6 di un pomeriggio torrido. A lanciarlo 3 ragazzi senegalesi. Aiuto, non vediamo più i nostri 2 amici, si sono tuffati nel Piave ma non sono più tornati su. La telefonata disperata agli operatori del SUEM 118, tra loro ci sono anche altri 2 fratelli dei giovani scomparsi. La mobilitazione è generale. Sul greto del Piave a Fagarei della Battaglia arrivano ambulanze, di soccorso, carabinieri, i vigili del fuoco sia a terra che con elicottero. Inizia una perlustrazione dall'alto, a scandagliare
purificare le acque del fiume gli uomini del nucleo sommozzatori. Ogni secondo è prezioso, ma il tempo passa inesorabile. Fallu e Bassirù vengono trovati a 1 chilometro di distanza dal posto dove si erano tuffati, ricomposti sulla riva, uno accanto all'altro, sono coperti con un lenzuolo bianco, impietriti gli altri 2 fratelli che con l'amico avevano lanciato l'allarme, mentre il padre non si dà pace. L'unico conforto arriva dai carabinieri, dagli operatori del soccorso e dalla comunità senegalese che si stringe attorno a questa famiglia dilaniata, residente da tempo a San Biagio di Callalta. Quando mi ha chiamato, perché io ho 2 figli nella loro età, quindi mi sono proprio preoccupato anche, no? Quindi ho fatto tutta questa strada per venire qua, per vedere. Proprio è male, sai, veramente è malissimo. Mi dispiace per i loro genitori, il loro papà, la loro mamma, cioè, a me mi dispiace, veramente mi dispiace. Da una prima ricostruzione sembra che Bassirù, il 18enne, si sia tuffato in acqua vedendo in difficoltà il fratello minore, un gesto di estrema generosità che non sorprende chi lo conosceva, e così su San Biagio di Callalta è calato il gelo in una fosa sera di inizio estate. Questa dunque la tragedia sul Piave. Adesso, in attesa di vedere poi altri servizi di cronaca, apriamo la pagina dedicata all'allarme della siccità. Innanzitutto facendovi vedere l'esito del sondaggio lanciato ieri nei nostri telegiornali, che ha avuto appunto il suo esito a Ring. Vi abbiamo chiesto: pronti a razionare l'acqua? 69,7% di voi sì, 30% di voi no. Dunque siete pronti, insomma, a anche questo sacrificio, e vedremo appunto quali saranno le disposizioni poi che verranno adottate, se ci sarà un'ordinanza poi regionale cappello, diciamo, che possa in qualche modo comprendere tutte le ordinanze comunali, se ci sarà bisogno davvero di questa ordinanza per razionare l'acqua, e non basteranno dunque gli appelli a evitare gli sprechi. Tra le ipotesi emerse ieri nel confronto tra Roma e le istituzioni locali e le regioni c'è anche l'ipotesi estrema, l'ipotesi di limitare il consumo di acqua, ovviamente soltanto per le necessità primarie, e quindi anche quello di stoppare l'attività delle piscine. È un'attività, quella delle piscine, che ovviamente da stoppare. Si parla delle piscine private, ovviamente dell'attività in casa delle piscine private, ma ovviamente quando si parla di piscine si può pensare anche alle attività delle piscine pubbliche, alle attività imprenditoriali delle piscine pubbliche. Per adesso sul tavolo non c'è questa ipotesi, ma il timore della Federazione Italiana Nuoto e dei gestori delle piscine, che hanno già dovuto sopportare 2 anni di pandemia, la categoria forse che ha subito maggiormente le restrizioni della pandemia, ecco, per questa categoria c'è uno spettro che resta ovviamente in sospeso. Il timore è che se continuasse questa emergenza potrebbero essere colpite anche le strutture pubbliche, le attività imprenditoriali, quindi non solo l'attività privata, diciamo, in casa di una piscina. Allora sentiamo proprio le parole del presidente regionale della FIN, la Federazione Italiana Nuoto, Roberto Cognonato, e poi anche del sindaco Mario Conte, ieri sera ospiti di Ring. Sentiamo le loro parole. È un dramma che si aggiunge a un dramma di cui parlava anche prima il sindaco, e è stato ampiamente già portato all'attenzione. Le piscine hanno vissuto questi 2 anni in maniera difficilissima, sono sopravvissute finora e continuano a esserci sorprese sempre più drastiche e drammatiche per gli impianti natatori. Finora quello che noi abbiamo avuto come notizie parlava, come è già stato detto in interventi precedenti, di piscine ad uso privato, non di piscine pubbliche, sia piscine comunali che piscine private ad uso pubblico. Teniamo presente che comunque le piscine pubbliche nella maggior parte dei casi hanno già adottato sistemi per il contenimento dei consumi dell'acqua, perché uno dei grandi problemi delle piscine sono proprio i costi, sia quelli energetici che quelli legati all'acqua. L'acqua potabile negli anni ha avuto crescite esponenziali dei costi, proprio perché è un bene prezioso da tutelare, da non sprecare, e quindi gli impianti natatori pubblici e aperti al pubblico, strutturati con società
che gestiscono questi impianti hanno adottato sistemi per il contenimento dei consumi energetici e dei consumi dell'acqua, con sistemi di trattamento e di filtrazione delle piscine che consentono, anche utilizzando lampade UV e altri strumenti di disinfezione, di diminuire la necessità di ricambio d'acqua di nuova acqua. Di legge, mantenendo i parametri di legge previsti dalle norme igienico-sanitarie, ma riducendole al minimo possibile. Cognonato, ci faccia capire, già, perché appunto anche lei ha ricevuto questa notizia più o meno insieme a noi, cioè la piscina dove si va nel weekend con i propri figli, chi non va al mare ovviamente, diciamo, quella del Grest, dei centri ricreatori, dei ragazzini durante l'estate, quindi quella dove si va a giocare a piscina pubblica, quella rischierebbe in base a quello, o lei dice no, è preservata con queste possibili ordinanze antisiccità? Per il momento non abbiamo notizie in questa direzione, ma si parla intanto di piscine ad uso privato, per quello che è uscito fino a questo momento. Certamente se il problema della siccità persiste e non si allenta e non si trovano modalità per recuperare dai bacini di montagna delle risorse idriche, si rischia che comunque il prolungarsi di questa situazione di emergenza idrica porti a dei problemi anche possibili nelle piscine ad uso pubblico. Condivido che sia necessario oggi avere un occhio di riguardo per quanto riguarda i consumi dell'acqua, c'è da dire che però molti cittadini, indipendentemente dalla siccità, avevano già cominciato ad avere una maggiore attenzione. Si pensa di evitare il riempimento delle piscine, difatti, cioè divieto di riempimento delle piscine. Io qua chiederei, francamente, dopo una distinzione, no? Un conto è la piscina privata che può servire come svago qualche ora, un conto sono le piscine pubbliche dove ci sono delle realtà imprenditoriali che hanno sofferto tantissimo rischiando la chiusura e che oggi sono nel pieno della loro attività grazie alle temperature alte, alle giornate calde, quindi possono recuperare un po' di terreno che hanno perduto, quindi vietar loro di riempire le vasche sarebbe l'ennesimo dramma lavorativo che io credo potrebbe essere letale per le strutture, cioè dopo quello che hanno vissuto in questi 2 anni. Quindi io l'appello che faccio è quello di sedersi attorno a un tavolo, trovare certamente delle soluzioni che possono tener conto di quelle che sono le esigenze legate a questa mancanza di acqua. Insomma, il coro è unanime finché si parla di una piscina privata, d'uso privato è un conto, ma non si tocchino le piscine pubbliche anche se dovesse poi aggravarsi la situazione, perché potrebbe essere davvero la pietra tombale su queste attività già gravate dai problemi della pandemia. Sempre di siccità parla oggi il sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio e dice: a fronte di una situazione con grave e drammatica per quanto riguarda l'agricoltura, si sta pensando a un decreto con varie ipotesi sul tavolo per aiutare i settori e le regioni che sono maggiormente in difficoltà. Dopo 70 anni anche la pianura padana rientra in questi territori in difficoltà, anche perché non ha nevicato quest'anno, ha precisato Centinaio, con i grandi fiumi come il Po che non hanno portate. In questo momento quei terreni rischiano di diventare inutilizzabili perché avanzando il mare viene a impattare anche sull'acqua dolce, insomma il cuneo salino, il Po che sta diventando salato. Purtroppo ci interessiamo dei problemi quando diventano di moda per poi dimenticarcene quando si passa a quella successiva, ha aggiunto il sottosegretario, denunciando che negli anni non sono stati fatti degli invasi in cui trattenere l'acqua quando ne arriva tanta. Insomma, dice il sottosegretario, si sta pensando a un decreto ad hoc per sostenere l'agricoltura. Il punto della situazione non solo del grande malato del Po, ma anche per l'agricoltura nel servizio di Lucio Zanato. Non c'è acqua per tutti, anzi direi quasi per nessuno, perché in questi giorni parecchi fiumi sono veramente a secco. Non c'è più acqua e nei prossimi giorni ci sarà l'inevitabile roulette russa per decidere quali pezzamenti salvare e quali abbandonare alla distruzione dell'arsura. Una situazione delicata quella dell'acqua in Veneto, e non solo vista dai consorzi di bonifica, ma soprattutto dal Ministero, con Patuanelli che conferma l'incontro di tutti i dicasteri coinvolti, agricoltura, ecologia e finanza, affari regionali. E sono proprio le regioni che chiederanno mercoledì al governo la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica e di mettere a disposizione risorse, anche nel PNRR, per creare nuovi invasi.
ma anche per convincere i territori che tengono stretta l'acqua dei propri laghi ad aprire le condotte. Vediamo l'autorità di bacino se riesce così a definire un piano di rilascio anche per quanto riguarda il Corlo, che ci potrebbe così alleviare un pochettino la situazione, migliorare un po' la situazione per qualche giorno, però diciamo che comunque i paesi di montagna cercano di trattenersi l'acqua anche perché ha una valenza turistica. Certo che però noi sappiamo che c'è una norma che prevede una certa graduatoria per l'utilizzo dell'acqua, quindi potabile, per l'uso agricolo e poi per gli altri usi, quindi spero che ci si metta una mano sulla coscienza e si renda operativa una norma che è di buon senso. Veneto che sottolinea come già ad aprile sia stato lanciato l'allarme siccità ed ora si rischia di agire troppo tardi. Osservato speciale il Po, con il cuneo salino risalito di una ventina di chilometri fino oltre Ponte Lago Scuro. Dai gestori del grande fiume comunque è arrivata l'indicazione di proseguire con l'irrigazione, diminuendo però i prelievi del 20% per continuare a garantire l'afflusso di acqua anche al delta. Situazione ancora più critica per Adige e Brenta, dove si pensa dei mini mose pur di fermare la risalita del sale dal mare. Non era mai successo, però quest'anno l'acqua è pochissima e bisogna cercare di turnare le varie zone in modo che almeno in una piccola porzione del comprensorio ci sia la possibilità per 4-5 giorni di irrigare, ma già abbiamo capito che ci sarà difficoltà anche all'interno delle piccole zone che andiamo a turnare, quindi ci confronteremo con le associazioni di categoria per rendere noto la difficoltà che c'è e per capire se ci sono suggerimenti per migliorare il piano che abbiamo redatto, che abbiamo steso. Andiamo a vedere cosa succede a Padova. Situazione difficile anche per i canali cittadini che hanno ridotto la portata per sostenere gli impianti irrigui. Camminando per la città abbiamo notato una cosa, che i canali sono asciutti. Cosa sta succedendo, Alessandro? Noi abbiamo ricevuto comunicazione già una decina di giorni fa circa da Infrastrutture Venete che appunto sono già in preallarme siccità e quindi la navigabilità è fortemente compromessa e come possiamo vedere qui è più che compromessa, nel senso che con l'acqua siamo quasi ai minimi termini. Del resto il sistema dei canali interni di Padova è totalmente isolato dal sistema esterno e quindi sono tutte delle regolazioni che poi vanno chiaramente in favore dell'agricoltura, che in questo periodo dell'anno è quella che soffre di più. Questa siccità che sta colpendo tutto il nord Italia si riflette inevitabilmente anche su Padova e sui suoi canali. Ricordiamo, Padova è una città d'acqua, è sempre stata una città d'acqua e dall'acqua ha tratto molto vantaggio per i commerci anche. Storicamente c'erano i barcari, giusto Alessandro? Assolutamente, noi abbiamo una tradizione che non si esagera dicendo che è plurimillenaria. La fluvialità è proprio la base della cultura di Padova e lo è sempre stato da sempre. Io vorrei chiamarti, Francesco, a fare una piccola riflessione anche su quello che i tecnici chiamano biotopo, che sarebbe tutto quel complesso di cose, per dirla come l'uomo della strada, che gira attorno ai canali dal punto di vista ambientale, che ci sta anche dentro. Noi avevamo proprio osservato il ritorno di tutta una serie di specie, mi sto riferendo in particolar modo a delle cosiddetti uccelli tiofaghi, cioè quelli che mangiano pesce e si cibano proprio del fatto che esiste del pesce e della presenza dell'acqua. E siamo chiaramente preoccupati. Abbiamo visto, te lo porto a titolo di esempio, un paio di mesi fa arrivare tutta una serie di nuove coppie di martin pescatore, che per chi non conoscesse bene sono quei piccoli uccelli di un azzurro intensissimo che si possono vedere aguzzando l'occhio girando attorno ai canali di Padova, perché ormai hanno preso possesso di tutta l'area. Chiaramente adesso sicuramente queste specie sono in difficoltà e infatti già da alcuni giorni abbiamo visto che o si sono spostate o comunque sono molto meno attive proprio per la mancanza d'acqua.
E in mancanza di ordinanze, laddove non ci sono ordinanze, sapete, i comuni hanno facoltà di poter intervenire con delle ordinanze ad hoc, ci sono gli appelli di chi gestisce poi questa situazione, come quello di Veritas, che lancia appunto un appello alla popolazione per risparmiare e razionare l'acqua. La siccità e l'assenza di precipitazioni destano preoccupazione. Per questo Veritas lancia un appello alla cittadinanza invitando a utilizzare l'acqua in maniera consapevole per non sprecarla, preservando, scrivono, una delle più importanti risorse naturali purtroppo esauribile. Controllare ed eventualmente riparare la presenza di eventuali perdite dai rubinetti e scarichi del VC. Una goccia al secondo può far sprecare circa 17 litri d'acqua al giorno. Utilizzare sciacquoni per i WC a scarico differenziato, installare sui rubinetti i riduttori di flusso, prediligere la doccia al bagno. Per un minuto di doccia occorrono 15 litri d'acqua, per riempire una vasca ne servono circa 150. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua, ma aprire i rubinetti solo quando serve. Raccogliere in una bacinella l'acqua di lavaggio di frutta e verdure e riutilizzarla per le piante. Dare da bere di sera o di notte alle piante e ai giardini. L'evaporazione sarà minore, quindi servirà meno acqua. Se possibile, raccogliere l'acqua piovana e usarla per questa operazione. Infine, utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico. Con un lavaggio settimanale in meno sarà possibile risparmiare in un anno 5.000 litri di acqua e centinaia di euro di energia elettrica. Consigli sempre molto importanti di base, ma che diventano cruciali proprio in questo periodo. Torneremo alla siccità fra poco. Prima però torniamo alla cronaca. L'abbiamo seguito la scorsa settimana, il dramma dell'elicottero, lo ricorderete, che era destinato, è partito dalla Toscana, che doveva arrivare a Resana, ma che è caduto sull'Appennino, nell'Appennino, e poi il ritrovamento purtroppo dei corpi. Questa mattina a Polverara, lutto cittadino per i funerali del pilota padovano. È il giorno del dolore a Polverara. 2 cuscini di rose rosse su una bara completamente ricoperta di foto di Corrado Levorin, il pilota morto nello schianto di un elicottero privato sull'Appennino mentre stava trasportando degli imprenditori stranieri dalla Toscana alla ditta Rotocart di Resana. Un uomo che, come hanno ricordato, sorrideva alla vita. Davanti alla bara, in chiesa, 2 foto che raccontavano l'altra sua passione, il basket. Una chiesa stracolma di amici che hanno voluto salutare per l'ultima volta un uomo che sapeva vivere a pieno la vita. Un volto sorridente, una persona che ha coltivato da sempre il desiderio di volare. Anche qui, quando ci si incrociava in chiesa, questa battuta, questo desiderio, questo primo approccio con il volo e la gioia di poterlo realizzare. E in questi ultimi 2 anni si gustava pienamente l'esserci riuscito, era pienamente contento. Il paese ha rispettosamente abbassato le saracinesche dei negozi e il comune ha listato a lutto le bandiere. Una tragedia che non si spiega ancora, ingiustificata, vista anche l'esperienza che il seppur giovane pilota aveva. Non dovrebbero succedere queste cose qua, il destino della vita è crudele. Io lo conosco da piccolo praticamente, serio, volava bene. Un ragazzo amato, la cui perdita lascia sgomenti. In chiesa, oltre ai ricordi di chi gli ha voluto bene, anche la lettura della preghiera dell'aviatore, una passione, quella del volo, che per Corrado era diventato un lavoro. Lascia i genitori ancora distrutti dal dolore e la fidanzata. L'eterno riposo donagli, Signore, rendi a lui la luce perpetua. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. Dato quello che è successo in Portogallo, che è stata un'ottima spia del futuro, e dato il fatto che si sono allentate totalmente le misure di contenimento,
questo è quanto uno si aspetta, né più né meno. Togliere le mascherine durante una pandemia, perché non è ancora finita la pandemia, non può portare ad altro. Per favore che non salti fuori che abbiamo allentato le mascherine perché il virus è più buono e cose di questo genere. Cioè abbiamo allentato le mascherine per motivi tutt'altro che medici, perché comunque il virus c'è ancora e le misure di sicurezza che tenevamo nel passato oggi non ci sono più. Questo è quanto succede. Ricordiamoci che comunque il virus è un po' più bravo di quanto lo fosse poco tempo fa e di conseguenza avere l'infezione, non la malattia, parlo dell'infezione, non è una cosa assolutamente inattesa. In questo momento negli ospedali, nelle terapie intensive, si vedono come ricoverati soltanto le persone che non si sono vaccinate. Quindi i famosi Novax, di cui abbiamo tanto parlato, sono quelli che oggi frequentano gli ospedali, le malattie infettive, la pneumologia, la terapia intensiva. Per cui l'invito a vaccinarsi rimane sempre più forte. Sulla quarta dose le persone che hanno dei problemi di, delle comorbosità o altro ancora, o sono molto anziani, secondo me dovrebbero farla. Allora così rientrati in diretta le parole dell'immunologo Cossarizza, mentre in Veneto continua insomma questo rialzo dei contagi, 6.452 negli ultime 24 ore, con numeri importanti. Insomma, l'abbiamo raccontato in questi giorni, la cosiddetta ondata estiva che secondo gli esperti avrà il suo picco a luglio, e dice appunto l'immunologo salva la maggior parte delle persone il fatto appunto delle vaccinazioni, però il virus c'è ancora. Io so che quando parlo di Covid a Lorenzo Buoso, buongiorno per essere tornato con noi a trovarci, viene un po' il fumo negli occhi. Allora, Lorenzo Buoso, commerciante, ex ristoratore, neo consigliere comunale, insomma eletto a Marcon dopo la vittoria di Matteo Romanello. Insomma è stato, per chi non lo conoscesse, insomma un po' la nostra vedetta in questi 2 anni, quando raccontavamo la pandemia, di quello che accadeva nella ristorazione, nel commercio. Insomma, ripartiamo da qui e poi affrontiamo il tema del personale. Insomma, sembra che comunque questo Covid ci sia ancora, la situazione è decisamente migliore rispetto a un anno fa, però ecco, i contagi continuano. Sì, continuano, il lavoro sta andando meglio. Diciamo che le località turistiche sono piene, non ci possiamo lamentare, il problema è che mancano i lavoratori. I lavoratori se ne sono andati. E qui affrontiamo il problema. Allora, abbiamo raccontato insomma in tanti servizi quello che sta accadendo. C'è anche un aggiornamento sulla questione di Gardaland. Sapete, nei giorni scorsi la polemica su 13 attrazioni del parco divertimenti più famoso d'Italia, uno dei più famosi d'Europa, per mancanza di personale, con le attrazioni che devono chiudere prima alle 19 invece che alle 23, e si è poi creato un dibattito con alcuni dei lavoratori che parlano di lavoro di oltre 13 ore insomma al giorno. Sono denunce anonime, però insomma si è parlato anche di questo. C'è un aggiornamento dell'ANSA, dell'amministratore delegato di Gardaland Resort Sabrina De Carvaglio, che parla di assunzioni di 30 addetti proprio per venire incontro a questa problematica e quindi risolvere il problema che abbiamo raccontato. Ci sono anche le immagini, il famoso post che annunciava, eccolo qui, il post che annunciava la necessità di dover chiudere prima le attrazioni per mancanza di personale. Dice l'amministratore delegato: in piena stagione l'organico di Gardaland Resort supera abitualmente i 1200 dipendenti, attualmente ha superato i livelli dello stesso periodo del 2019. Visto il positivo andamento della stagione, in questo momento stiamo completando l'organico del settore attrazioni con l'inserimento di ulteriori 30 addetti. Confidiamo così di assicurare da inizio luglio l'apertura prolungata anche di quelle attrazioni che sono al momento disponibili fino alle ore 19. Quindi da inizio luglio dovrebbe tornare l'apertura fino alle 23 prevista in quelle 13 attrazioni. In merito alle polemiche di questi giorni di alcuni lavoratori, l'AD del parco chiarisce che tutti i dipendenti stagionali di Gardaland Resort vengono assunti con regolari contratti di lavoro a tempo determinato nel pieno rispetto dei livelli salariali e degli altri elementi retributivi definiti dal contratto di lavoro dell'industria turistica. Allora, qui si sta cercando di trovare una soluzione, ma il problema resta. L'abbiamo visto nel turismo, l'abbiamo visto nella ristorazione, anche nei negozi. Insomma, qual è il punto della situazione? Abbiamo raccontato tante facce di questa situazione. Si è detto non ci sono lavoratori perché
non vogliono lavorare, non ci sono lavoratori perché ci sono condizioni di lavoro spesso di sfruttamento. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Qual è l'input, i feedback che ha lei, insomma, che ha tanti contatti con ristoratori, commercianti, e anche lei è un commerciante? Allora, attualmente ci sono circa 200.000 lavoratori in meno nel mondo della ristorazione, 300.000 più o meno sul turismo, e io dico, prima del Covid questi c'erano, non si lamentavano dei contratti, salari bassi o altre cose. Sicuramente c'è qualche furbo che magari gli fa fare qualche ora in più al dipendente ma non lo paga o lasciamo perdere questa cosa qua, i furbi ci saranno sempre. Però i contratti sono fatti, sono contratti nazionali, perciò se uno viene assunto per 40 ore, quello è il suo salario e quello deve prendere. Non è che adesso noi ci inventiamo che sono troppo pochi. Troppo pochi sono se uno è a casa che prende 780 euro per stare sul divano o andare a bere lo spritz e dire vado a lavorare, prendo 1.000-1.100, magari apprendista, magari il primo lavoro, che primo lavoro deve anche imparare il lavoro, non è che io ti posso pagare 2.000 euro e non sai fare nulla, intanto cominciamo. E allora io dico, i navigator non sono mai partiti e non si sa. E la gente che prende il reddito alla fine gli è stata data la possibilità per fare la spesa, per le spese di necessità. Alla fine viene, come sempre c'è il furbo in Italia, va a fare la spesa per 3-4 amici, per la mamma, e questo si fa dare i soldi e poi va al bar e sono al bar che bevono spritz tutto il giorno o vanno al mare. Idem con patate, diciamo questo, per chi è in NASPI, chi è in disoccupazione, che siamo entrati in disoccupazione nella massa più totale da ottobre, licenziamenti di massa causa Covid. Noi facciamo i colloqui, i miei collaboratori fanno i colloqui, dicono a me il lavoro va bene, ok, però siccome sono in NASPI vengo a lavorare in nero, ok, così prendo questo e quello. No, prendi la porta e te ne vai, perché il posto di lavoro tu te lo devi prendere pagato e la disoccupazione la lasci nelle casse. Quindi il feedback che ha lei personalmente e anche da altri suoi colleghi è quello di molte richieste di lavoro in nero. Esatto, c'è chi vuole rimanere a casa per lavorare saltuariamente o comunque i soldi qualcosa gli arriva, o chi vuole lavorare per tutti e due gli stipendi. E allora cominciamo a controllare quelli, cominciamo a controllare chi è a casa in disoccupazione perché non va a lavorare. Se non gli mandiamo mai una proposta di lavoro, o le proposte ci sono ma non vengono segnalate, perché io prendo il lavoratore che viene e segno nome e cognome, è venuto a colloquio da me. E dopo vediamo perché non è venuto, facciamogli delle domande del perché non è venuto. Ecco, ma in tutto questo, no, mi chiedo, il gestore di un ristorante o di un negozio o di un'attività, come fa? Cioè in questo momento la situazione com'è? Io non ho a disposizione il personale, cosa devo fare? Abbiamo visto per esempio bar che chiudono, tengono aperto solo la sera, cioè devono razionare gli orari. Sta succedendo questo sia negli hotel, nei ristoranti, ci sono hotel che non hanno mai aperto le cucine. Abbiamo visto Gardaland che riduce l'orario di alcune parti. Aprono l'hotel, hanno mancanza anche magari nei dipendenti per fare le pulizie, perciò adattandosi, chiudendo certe camere, chiudendo il servizio colazione, chiudendo il servizio ristorazione o facendo un contratto magari con il bar vicino, fammi tu le colazioni perché non hanno dipendenti. Cioè è un rattoppare da tutte le parti. Gente ce n'è, perché non stiamo nascondendo che la gente c'è, le prenotazioni ci sono, adesso il problema è come gestire le prenotazioni. Quindi non è che chiedono più soldi, oppure alcuni chiedono anche più soldi, ma chiedono spesso anche di lavorare in nero, cioè di conciliare magari... Chi è in disoccupazione cerca di portarli a casa tutte e due. Perché se un cuoco va a lavorare, non so, per 2.000, 2.500, 1.800, dipende dal settore, dipende dal ristorante, dipende se fa il notturno o non turno, dice perché non posso portarmi a casa i 1.000, 1.100 che prendo anche in disoccupazione, vado a casa con 1.000 in più, 1.100 in più. Ma non va bene, questo è. E abbiamo abituato questa gente a non lavorare o a truffare, chiamiamola, avere questo sistema, perché glieli diamo e non li controlliamo. Quei soldi che noi mandiamo a casa non vengono controllati. L'esercente in questo caso cosa deve fare? Deve segnalare questa cosa? Secondo me sì. Ogni colloquio che fa prende e segnala all'INPS che ho fatto un colloquio. Il perché non è venuto, non gli piace il lavoro o mi ha detto questo. Cominciamo a mettere i nomi nero su bianco e poi vediamo che i furbetti stanno a casa senza nulla. C'è il problema del personale, ma ci sono anche tanti altri problemi per chi gestisce un'attività. Penso al risparmio energetico, adesso io non so la siccità per negozi, ecco, quanto può, anche per un ristorante, per un negozio, quanto può impattare questo? Beh, se adesso sentivo dire che cominciamo forse a razionare l'acqua, è un bel problema.
Non so come la faranno questa razionale, cioè come diminuire la fornitura d'acqua se non arriva, però non lo so, adesso è un problema anche questo. E sulla questione energetica? Energetica, le bollette sono care, è tutto caro e noi dobbiamo pagare. Non c'è, è come la benzina, scontiamo 25 centesimi, ma da cosa 25 centesimi? Mi dai un tetto massimo o i 25 centesimi sono liberi? Perciò se costa 1.900, 1.875, il giorno dopo l'alzo di 40, sempre 25 in meno, siamo comunque superiori a quello sconto fatto all'inizio. Non c'è il tetto massimo, cioè, perciò lo sconto è così, inventato. A noi sembra così. Da quando ogni tanto noi ci sentiamo, no, per fare il punto della situazione, ricordiamo, insomma, lei aveva questo sogno della ristorazione e ha dovuto rinunciarci, no? Sì, ho rinunciato causa Covid, causa altri pensieri familiari, ok, nulla lo nascondo, certo che il Covid ha portato dei danni grossi. Ecco, quanti altri hanno dovuto rinunciare? Tantissimi. E cosa le dicono? Che quello che hanno fatto in una vita l'hanno buttato in 2 anni. Cioè, ognuno ha la sua realtà, c'è chi ha tenuto duro, chi ha fatto debiti, me compreso, per tenere chiuso o provare ad aprire, però ne sono sparite di attività in questo periodo e non poche. C'è qualcuno che ha riempito questo vuoto di attività chiuse? Beh, qualcuno adesso sta riaprendo, il problema è che bisogna vedere, cioè non in tutti i posti, diciamo adesso nelle stagioni, montagna, Jesolo, Venezia, ok, nell'entroterra anche una normalità minore. Cioè l'affluenza non è come in una spiaggia, come in una montagna. In città si lavora meno di prima sicuramente, si lavora un po'. Come è cambiato anche, voi avete a che fare ogni giorno con utenti, clienti, come sono cambiati? Sono cambiati anche nel rapporto con voi? Beh, è cambiato soprattutto il prezzo d'uscita dei menù e di tutto, perché le spese aumentano e non poco, perciò bisogna riversare dove si può. Le materie prime costano il doppio, il triplo, perciò il menù aumenta e la gente dice: ma come, vado fuori a mangiare, prima spendevo 10 euro, adesso ne spendo 15, prima ne spendevo 30, adesso ne spendo 45, cioè la differenza c'è nelle tasche. E questo, come si affronta questa cosa dal punto di vista dell'esercente? L'esercente deve comunque mantenere un prezzo per poter guadagnare? Altrimenti chiude o va a pareggio. Qualcuno magari riesce ad andare a pari, dico tengo botta, magari i tempi cambieranno, però comunque io la vedo dura, comunque da qui a fine anno cambieranno ancora tanti. Parecchi stanno decidendo se tirar giù la serranda o no, per varie problematiche, anche perché non trovano dipendenti. Perciò non trovo dipendente, non apro il ristorante, è chiuso, a Venezia ci sono ristoranti ancora chiusi, per il discorso non trovo dipendenti. Gli affitti vanno avanti, le bollette vanno avanti per tenere il locale e a un certo punto ti siedi a tavolino, fai 2 conti e dici basta, mollo tutto, cambio. Ecco, quando ci siamo sentiti, parlava anche del suo rapporto con la politica, nel senso che si era parlato di manifestazioni, insomma era molto critico. Ora lei entra, diciamo, in una macchina che non è politica, che è amministrativa, comunale. Cosa si può fare da dentro, insomma? Io sono entrato in punta di piedi adesso, voglio capirne un po' di più, cercherò di farmi una bella gavetta per poi vedere quello che ho portato avanti per i commercianti, per gli artigiani. E io penso al mio comune, bisogna fare una rete, una collaborazione, anche il discorso dipendenti, mancano dipendenti, ma se devo sempre andare all'ufficio collocamento mi arrivano persone da tutte le parti del mondo. Anche il comune deve sapere che sto cercando 2 falegnami, 2 elettricisti, 2 baristi, 2 cuochi. Deve saperlo in primis il cittadino di Marcò, del mio comune. E poi casomai cominciamo nei comuni limitrofi, anche perché dopo le distanze del posto di lavoro sono minori. Perciò bisogna cercare di far crescere l'economia del paese e dopo alla fine stanno bene a tutti. Quindi lei dice si potrebbe fare, diciamo, un'informazione localizzata di quello che c'è ogni comune fa la sua, bisogno. Naturalmente, e poi casomai si esce naturalmente. Non tutti i posti di lavoro sono per tutti i cittadini del comune stesso, però intanto cominciamo da quelli nostri. Tra le persone che cercano lavoro, magari c'è qualcuno che poi invece lo cerca, l'età è cambiata? È un po' più alta, è un po' più alta. Beh, ci sono persone che hanno perso il lavoro, che trovano... Beh, che magari... è cambiata anche per il discorso dello studio. Adesso è obbligatorio dopo avere 10 anni di studio, perciò nel mondo lavorativo si entra dai 16 anni in poi,
anche qui è un punto secondo me che i giovani quando hanno le vacanze una volta si faceva un lavoretto dallo zio a fare la vendemmia, altre cose. Per imparare un mestiere. Per imparare, intanto si fanno esperienze e non si sta sui tablet, sul computer, a casa a non far nulla e si diventa un po' fannulloni, dicevano una volta. Anzi, una volta ti mandavano a lavorare se non le prendevi. Intanto si fanno esperienze lavorative che ti possono servire in un futuro e comunque anche prendere 2 soldini per prenderti le tue cose. Bisognerebbe forse fare delle possibilità, dei contratti proprio per questi studenti per i 2 mesi, non bruciamoli tutte le vacanze di 3 mesi, magari 2, 1, qualcosa, intanto farli muovere da casa, perché la generazione sta un po' cambiando, è un po' più, non posso usare la parola, però ci siamo capiti. Sarebbe duro, bisogna smuoverli. Non tutti, però se li portiamo a questo la colpa è nostra, non è di loro stanno nascendo, gli porti in questa strada, questa prendono. Senta, come vede i prossimi mesi? Come vede i prossimi mesi? C'è un'estate davanti, si diceva insomma l'estate sta riportando un po' di ossigeno, tranne ovviamente capire cosa potrà accadere con la siccità, perché davvero, come si dice un po' scherzando, ma fino a un certo punto in queste settimane manca davvero soltanto l'invasione degli alieni, poi avremo completato il quadro. Abbiamo visto anche le cavallette in Sardegna, per cui anche quello ce lo siamo giocati. Però io ricordo l'estate scorsa, c'era ancora una situazione di grave situazione per quanto riguarda il Covid. È vero che il Covid si è rallentato, ma già si diceva arriva poi l'ondata in autunno. Le prospettive sono diverse, ma ci sono altre problematiche all'orizzonte. Allora un commerciante, un esercente che poi deve fare i conti concreti e programmare, come guarda quest'estate, come guarda l'autunno? Allora, secondo me l'estate andrà bene. Ci saranno molte problematiche e errori, una brutta, non dico un brutto servizio, ma un servizio diverso rispetto a prima. La gente forse lo sta capendo adesso, che prima magari dicevano no, è impossibile che non si trovano lavoratori, adesso lo sta capendo anche il cliente normale, perciò forse andrà in ristorante, nell'hotel, e anche se trova qualche piccola problema o problematica, magari non ci farà caso, ma ce ne saranno molte, perché se ti mancano cuochi in ristorante il mangiare non esce, se ti mancano quello che ti fa le pulizie la camera non va pulita, perciò secondo me sarà una stagione battagliata, ma sono sicuro che tutti i ristoratori, tutti gli albergatori ce la faranno come sempre, con qualche problema in più del solito, sperando che l'autunno, sperando che cominciamo a cambiare le regole della di cittadinanza della NASPI e forse poi la gente uscirà e deve andare a lavorare. Quindi la preoccupa di più la questione energetica o la questione del personale? Sono due cose diverse. Purtroppo se guarda l'energia e i costi non possiamo farlo noi, lo fanno sempre le istituzioni. Non possiamo fare nulla, dice lei? No, possiamo spegnere tutto come ho fatto io in negozio, ma arrivi fino a lì. Che soluzione ha adottato? Cioè? Io ho spento le luci del negozio e le accendo solo quando entra la gente per fare acquisti. La differenza c'è. Quanto risparmia si quindi? Torna al costo di prima. Cioè se prima arrivavano 300, adesso mi sono arrivati 1000, spegnendo tutto solo quando entrano le persone, arrivi sui 300. Cioè spegnendo arrivi alla bolletta di prima. È una soluzione fai da te, insomma. È una soluzione fai da te. Fino a quando non la fanno loro, dobbiamo farla fai da te. Questo è un po' l'arte di arrangiarsi, come si diceva una volta, no? Ci sono altri colleghi che fanno le stesse cose? Non lo so, no. Sì, qualcuno lo sta facendo perché vedo qualche bar, ristorante che è tutto più buio, però magari ne tengono qualcuno in più. Bisognerebbe farlo tutti, ma cambia poco comunque se a loro non entra l'idea che se continuiamo con queste spese più di tanti tireranno giù la serranda perché non ce la fanno più. Forse non so se non gli interessa, non so se hanno fatto questi calcoli, perché quando è chiuso, non prendi più soldi. Anche le politiche degli aiuti, insomma, non servono, mi pare di capire, perché l'aiuto è anche dal governo, intendo, no? I sussidi, gli aiuti arrivano fino a un certo punto, sussidi, no? I bonus. Così, non dico la parola, ma l'avete capita, così non vanno bene.
Servono i famosi interventi strutturali, no? Torniamo di nuovo sui 460 milioni di banchi a rotelle buttati via, torniamo sui bonus monopattino, tutti quei bonus lì, non so chi se li sia inventati o lo sappiamo, ma forse è gente che non ha mai lavorato, che non sa come funziona un'azienda. I bonus potevano essere sì, anche reddito di cittadinanza, hai un affitto, hai una famiglia, hai 3 figli, hai problemi, non hai lavoro, bene, l'affitto te lo pago io, ok? Me lo pago io come Stato, vabbè. No, ti do i soldi. Qualcuno li usa per la famiglia, qualcuno li usa per andare a spritz o andare in spiaggia. Bene, allora questa è la disamina insomma, del nostro amico Lorenzo Bosi. Insomma, allora diciamo ottimismo, però ci sarà da battagliare. Questo è il concetto. L'ottimismo no? Noi italiani ce l'abbiamo sempre, però non ci manca. Bisogna tirarsi sulle maniche perché ci aiutano fino a lì e dobbiamo arrangiarci. E un appello insomma ai colleghi, denunciate situazioni richieste di lavoro in nero. Denunciare tutti quelli che vogliono lavorare in nero o che non vogliono lavorare, cioè che vogliono lavorare con un non contratto perché vogliono prendere i soldi da tutte e 2 le parti. E con questo appello lo ringraziamo Lorenzo Boso per il reddito, lo diamo a chi ha veramente bisogno, perché l'abbiamo dato a cani e porci. A pioggia. Esatto, a pioggia. Grazie allora Lorenzo Boso per essere stato con noi. Allora grazie noi Nicola, adesso grazie a tutti, buona giornata. Buona che in bocca al lupo anche per il lavoro in amministrazione. Lo vedremo Grazie, poi, magari ci scappa un assessorato, chi lo sa. No. Questo deciderà tutto Matteo. Un assessorato alle attività produttive. Matteo sa tutto, okay. Quello che ha fatto in 5 anni l'ha fatto benissimo, adesso dobbiamo portarlo avanti e aiutarlo a proseguire e per adesso ci siamo, dai. Siamo sul pezzo. Va bene, allora grazie Lorenzo Boso. Allora dico la regia così, grazie. Chiedo alla regia che ringrazio Tony Esposito e Alessandro Granzera. Cambiamo argomento, fra poco torniamo sulla siccità. Andiamo a vedere invece il caso di cui si parla anche a Mestre, di quella famiglia che ha occupato abusivamente nel quartiere Pertini, nella zona di Via Piave, un appartamento e dice da qui non ce ne andiamo perché abbiamo dei bimbi piccoli. Il servizio sull'intervista agli occupanti del quartiere Pertini della nostra Ilaria Marchiori. Il servizio e grazie Lorenzo Boso. Grazie a lei. Io ho ancora giù una bambina piccola, 1 anno, 8 mesi, incinta, ce l'hai un'altra figlia, 12 anni. Dove vai? Io dormi a strada, a giardina? A parlare è la 35enne che insieme al marito una decina di giorni fa ha occupato un appartamento non ancora assegnato in via Vianni, in quartiere Pertini a Mestre. La coppia ha 3 figli, una di 12 che vive con amici dei genitori, una di poco più di 1 anno e uno in arrivo. Il marito guadagna circa 1.000 euro al mese con lavori a chiamata, ma non bastano, dice lei. Io non voglio dormire fuori con la bambina, le zanzare la divorano, continua, è un mio diritto avere una casa. Guarda la piedi di lei. Aspetta. Guarda la piedi. Guarda tutte zanzare qua. Non posso dormire fuori perché è cittadinanza questa italiana, marito italiano. Io obbligatori dormi a casa, non a giardina. Quanti la comune? Senti a me e trova a me una cosa per dormire. Io esci. Senza casa io non posso esci niente. Però questa casa andava assegnata chiara nelle liste. Questo è un problema di comune. 130 case qua, chiude. No, problema di comune, no problema da me. Lei capisce che voi avete fatto una cosa che è illegale, non si fa. Chi fate io? Chi fate? Apri casa per mia figlia, non per me. Per i bambini, non per me. Quindi voi non avete intenzione di uscire da qui? Non uscire da qui. Niente, non esci di questa casa. Gli occupanti di questo appartamento in via Vianna non hanno alcuna intenzione di andarsene. Loro dicono abbiamo una bambina piccola, un'altra deve arrivare, se ne deve occupare il comune. Noi questa casa non la lasciamo. A meno che non venga assegnato un appartamento comunale, l'unico che possiamo permetterci di pagare, dice il marito, 32enne con cittadinanza italiana, al telefono. Io non voglio fare una cosa regolare. Io non ce l'ho nessun problema del comune a pagare l'affitto del comune, fare tutte cose del comune, non ce l'ho nessun problema. Il comune ha fatto una cosa non va bene che non aiuta me e lascia 130 case chiude e io ai strada, capito? Io ho fatto no bene e il comune non ha fatto bene. Ma il comune ha le mani legate perché la coppia risulta residente nel Casertano. Allora poi sentiamo anche le reazioni dei residenti del quartiere Pertini che già si sono trovati in assemblea nei giorni scorsi. Loro hanno anche un lavoro,
e quindi si possono pagare un affitto come tutti quanti gli altri. Gli italiani ormai hanno stipendi da 900 1200 euro, quello è lo stipendio. Non possono accampare che allora, visto che ho 1000 euro di stipendio, vado a occupare una casa del comune. Tutto quello che c'è da araffare, questi araffano. Noi non possiamo accettare queste cose. Siamo in un quartiere civile, vogliamo tranquillità, vogliamo sicurezza, vogliamo insomma le cose in ordine. I residenti del Pertini sono arrabbiati e preoccupati. Il problema delle occupazioni abusive sembrava risolto, invece non è così. Motivo per cui sabato scorso si è svolta un'assemblea a cui ha preso parte anche il senatore veneziano del Partito Democratico Ferrazzi. Ho aspettato 27 anni per avere una casa del comune con lo sfratto. Siamo stanchi di queste occupazioni. Io posso dire al comune che dovrebbero darsi da fare e assegnare questi appartamenti liberi per ovviare a questo. Questa per me è una prevenzione. Assegna, ci sono persone che ne hanno bisogno e le case non vengono occupate. Si ha anche paura perché non sai chi è che occupa la casa. Io alle 3 di notte mi sono svegliata quando sono venuti a occupare quella sopra. Ho chiamato i carabinieri che dopo hanno murato la porta. Un'altra casa sistemata con le sovvenzioni europee. Per cui adesso? Quella a destra, quella a sinistra, c'è quella sotto, quindi sono circondata da case vuote e c'è l'invasione tra l'altro degli insetti, calabroni, vespe. Sono costretta io da un mini scavalcare dalla camera e andare a distruggere le vespe che si formano sulle finestre. Non c'è controllo. Se non li consegni questi appartamenti sono come il miele che attirano le mosche. La colpa è di chi non fa queste assegnazioni. Noi non vediamo l'ora che le case vengano assegnate, ma non in questo modo. Questo è un modo illegale di entrare e di forzare e non accettiamo che avvenga fatto in questa maniera. Noi siamo per la legalità. Come avete sentito, anche l'appello, la richiesta dei residenti al Comune di Venezia è chiara. Assegnate gli appartamenti vuoti, altrimenti qualcuno li occuperà. Stessa problematica, altro comune, siamo a Padova, la mobilitazione davanti al comune di Padova per 2 mamme che rischiano di essere invece sfrattate. L'Unione Inquilini chiede più alloggi popolari. 2 mamme lavoratrici e sole che rischiano lo sfratto. Nelle prossime 2 settimane queste donne con figli minori a carico saranno allontanate dalle loro abitazioni a causa di una situazione di morosità accumulata durante i mesi della pandemia. Le storie di queste 2 donne residenti a Padova sono arrivate all'Unione Inquilini e allo sportello sociale Catai di via Baiardi, che davanti al comune hanno messo in atto la mobilitazione. Abbiamo diffidato il sindaco di Padova secondo quelle che sono le disposizioni della Corte dei diritti umani, che dice che le famiglie che vengono sfrattate, soprattutto se sono famiglie con minori o disabili, hanno diritto a un trattamento che è lo spostamento da casa a casa. Non c'è altra soluzione, perché se no tutte le altre soluzioni non sono rispettose dei diritti umani, perché portare una famiglia, una donna con 2 bambini in albergo, una donna che pure deve andare a lavorare, non è rispettoso, vuol dire farle perdere il lavoro intanto quasi sicuramente e non agire in termini di rispetto dei diritti anche dei bambini. Oltre agli affitti, le spese condominiali spesso sono proibitive e si deve fare i conti con l'aumento generalizzato delle bollette. L'attacco poi è rivolto anche all'Ater, che nell'ultimo periodo ha messo in vendita molte unità abitative e che al momento ha più di 1000 case sfitte. Che vengano fatte delle politiche attive nel recupero degli alloggi pubblici che sono disponibili, e sono tanti, che si smetta con la politica di vendita che fa l'Ater e che si investa molto di più di quello che si sta facendo adesso nel recupero e nella costruzione di alloggi popolari, perché questa è a prezzi che siano assolutamente accessibili, perché se siamo in un paese di salari di fame, siamo anche in un paese di affitti alle stelle, cioè le 2 cose non stanno insieme, è chiaro? Queste 2 mamme in difficoltà economica con stipendi minimi e figli a carico sono rappresentative di una situazione diffusa di disagio abitativo in città. A Padova, secondo i dati dell'Unione Inquilini, sono più di 1300 le famiglie in lista d'attesa per una casa popolare, 5600 gli alloggi in ristrutturazione.
C'è un aggiornamento di cronaca, abbiamo raccontato all'inizio del nostro telegiornale, della nostra prima edizione, di un incidente sul lavoro mortale nei campi a Fumane, un 26enne schiacciato da un trattore che si è ribaltato, dinamica purtroppo usuale in questo tipo di incidenti. Poco dopo un altro incidente sul lavoro a Legnago, sulla Padana Inferiore, in un'azienda che lavora il ferro, un operaio 52enne è morto dopo essere stato colpito da una matassa di ferro, e queste sono alcune immagini, prime immagini dell'intervento del SUEM, colpito da una matassa di ferro che stava per essere caricata su un mezzo sul posto per gli accertamenti lo Spisal e i carabinieri. Quindi purtroppo 2 tragedie sul lavoro nel Veronese in poche ore questa mattina. Ma noi adesso cambiamo argomento e ringrazio per essere con noi in questa giornata importante, perché è una vigilia importante, il dirigente scolastico regionale, la dottoressa Carmela Palumbo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la vedo sorridente perché domani finalmente torna la maturità, diciamo, vecchia maniera, la chiamiamo così, la maturità con lo scritto, insomma, la maturità post pandemia. Beh sì, è una bella prova un po' per tutta la scuola, non solo per gli studenti, perché se non completamente all'esame pre-pandemia si torna comunque a un esame che risente dell'impostazione ordinaria, diciamo così. Quanti sono gli studenti veneti più o meno che domani affronteranno la prima prova scritta? Beh, è un esercito di 37.200 studenti circa, ai quali dobbiamo però anche aggiungere, non ce ne dobbiamo mai dimenticare, anche gli studenti che fanno l'esame di terza media, che sono 47.300. Quindi e molti hanno anche già completato l'esame per quanto riguarda la terza media. Allora, lo diceva lei, insomma, è un esame con tutte delle indicazioni particolari. Ricordiamo intanto la questione della mascherina, perché sappiamo che il Covid è sempre presente, aleggia sempre, purtroppo lo ricordiamo ogni giorno, e da quello che ho capito, ma mi corregga se sbaglio, basta che ci sia un caso positivo per far slittare l'esame, è così? Cosa accade? No, ovviamente quello che diciamo può far saltare l'esame è il fatto di essere positivi, il fatto di essere contagiati, e quindi questo porta, diciamo, alle sessioni suppletive. Ovviamente per quanto riguarda gli studenti il problema può essere anche la commissione, perché per esempio abbiamo avuto una scuola di Venezia, un istituto superiore di Venezia, dove un'intera commissione è risultata contagiata, e quindi dobbiamo procedere alla sostituzione di tutti i membri della commissione. Quindi chiaramente diciamo, dobbiamo sempre tenere occhio alla questione del contagio, però per quanto riguarda gli studenti, come dire, guardiamo alla situazione soggettiva di ognuno. Non c'è una quarantena o comunque un rinvio dell'esame per tutta la classe. L'uso delle mascherine è consigliato ma non è obbligatorio, così? Sì, per quanto riguarda le mascherine, dopo diciamo tanta incertezza politica si è deciso per la non obbligatorietà. Sono raccomandate. Durante lo svolgimento del colloquio ovviamente la mascherina può essere sicuramente abbassata, e mantenendo ovviamente una debita distanza di almeno 2 metri dalla commissione e tra i membri della commissione. Quindi da questo punto di vista si è risolto l'arcano, diciamo così. Ecco, è la soluzione migliore secondo lei? Ma insomma, mi sembra abbastanza coerente con quello che avviene in altri posti, in altri luoghi. Sembrava veramente strano che solo la scuola mantenesse questo tipo di rigidità. Ciò non significa ovviamente che non bisogna mantenere tutte le attenzioni e le prudenze, soprattutto il distanziamento, areare i locali, igienizzare le mani e gli ambienti, quindi sono ovviamente cautele che vanno sempre mantenute e che sono state raccomandate sia dal Ministero che dal nostro ufficio, ovviamente. Ecco, al di là della maturità, poi torniamo alla maturità. Lei crede, ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, lei crede che in autunno questo tipo di allentamento proseguirà? Cioè resterà questa, diciamo, secondo lei, o su quello che auspica lei, questo tipo di impostazione? Oppure, perché quello che si chiedono i genitori, ovviamente, soprattutto delle classi inferiori, è se si dovrà tornare con le mascherine in classe per i bambini, gli alunni. Secondo lei cosa accadrà? Cosa potrebbe accadere?
Guardi, molto dipende secondo me, credo dalla diffusione che potremo avere nelle prossime settimane durante le vacanze estive di questa ulteriore variante Omicron, ho perso anche il numero, la numerazione, questa nuova variante. BA5, le vengo in aiuto. BA5, grazie, che sembra essere ancora più contagiosa delle precedenti. Quindi molto dipenderà da quello e appunto la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. Credo che non saranno sicuramente smantellate tutte le misure di sicurezza e comunque di igienizzazione che abbiamo ormai diciamo quasi interiorizzato un po' tutti. Senta, si parla in queste ore, so che ovviamente lei non può dire nulla, però insomma Pirandello, Verga, Pascoli, crisi internazionale, stragi di mafia, marcia su Roma, il Covid, potrebbe essere che il Covid entri, forse sì, anche nei temi? Sì, potrebbe essere, diciamo che sarebbe abbastanza scontato, abbastanza atteso e quindi non lo so, in genere le cose proprio molto attese sono quelle che poi non vengono assegnate agli studenti. È vero però che questo evento diciamo del Covid, questa pandemia ha talmente delle eccezionalità nella storia, diciamo, del nostro paese, ma direi del mondo, che in qualche modo potrebbe essere interessato da qualche traccia, perché non è un evento, come dire, dell'ultimo minuto, ma è un evento assolutamente epocale. Gli studenti della maturità sono pronti per questo scritto, secondo lei? Il ritorno insomma a questa struttura di esame così classica dopo 2 anni così particolari anche di fruizione della scuola? Ma io spero che si siano parecchio esercitati a leggere prima di tutto e poi a scrivere, perché le due cose ovviamente vanno assieme. Quello che posso dire io è magari dare qualche consiglio, riprendendo anche alcune cose che sono state dette dal linguista Seriani, che è un po' il padre di questa prova di italiano, e cioè che quando si leggono le tracce della prova bisogna leggerle bene, non buttarsi subito a scegliere l'una o l'altra, ma prendersi un quarto d'ora, 20 minuti per scegliere la traccia, farsi bene una scaletta delle cose da dire, quindi un appunto con i punti da trattare, le cose da dire, fare molta attenzione all'interpunzione, quindi all'uso dei punti e virgola, in particolare le virgole, e non fare periodi troppo lunghi, che poi ci si aggroviglia con i periodi troppo lunghi, usare bene la punteggiatura, i connettivi testuali, quindi il quindi, l'ossia, l'invece, e quindi andare a capo e usare questi connettivi che collegano le varie parti del testo e quindi danno anche il senso logico del fluire del pensiero, e poi cercare di usare un lessico vario, quindi non ripetere sempre le stesse parole. Questi sono i consigli, diciamo, un po' pratici, però chi sa scrivere, diciamo, li ha già anche questi ben interiorizzati. Più in generale, io penso che vada detto a questi ragazzi, rispetto all'esame, quindi non solo la prova, che devono considerare che si trovano di fronte alla commissione fatta da interni, salvo il presidente, quindi dai docenti che li hanno seguiti, li hanno preparati e che li conoscono bene. Quindi eventuali defiance verranno comprese meglio che da una commissione esterna. E anche un eventuale exploit, quindi se un ragazzo ha delle prestazioni migliori rispetto all'andamento normale durante l'anno, questo potrà essere apprezzato di più dalla commissione. E poi un'altra cosa, un consiglio veramente pratico, quasi da mamma: dormire la notte prima del colloquio, perché bisogna essere lucidi, il linguaggio deve essere fluente e quindi bisogna essere riposati. Quindi anche prima dello scritto, degli scritti. Posticipare tutte le eventuali feste a dopo, insomma è un consiglio che va sempre bene. Ma soprattutto non fare la nottata per ripassare le ultime cose, perché si perde in lucidità. Senta, a proposito del rapporto anche con i docenti, insomma gli insegnanti, si leggeva in questi giorni, ma vorrei capire se è vero,
ci sono viste delle bocciature, si sono viste come dire, maggiore severità in questa annata, perché si leggeva, si diceva è finito un po' il condono Covid, l'hanno chiamato così, è così oppure no? Ma allora non abbiamo dati certi per affermare questo, potremo averli tra un mese e mezzo, in cui diciamo, tra un mese e mezzo avremo l'esito proprio degli scrutini complessivamente e quindi sui grandi numeri potremo fare delle considerazioni. Quello che posso dire è che quest'anno scolastico è partito con la conferma sostanzialmente del trend di promozioni bocciature degli anni precedenti. E ricordiamo che già per quest'anno scolastico era possibile in qualche modo bocciare, rimandare, quindi in qualche modo eravamo già fuori dal cosiddetto condono Covid, ecco, l'ha chiamato così, lo voglio chiamare così anch'io. E non abbiamo notato questo incremento delle bocciature. Ovviamente noi monitoriamo costantemente questo fenomeno e lo faremo anche tra un mese e mezzo quando avremo i dati e saremo in grado poi anche di discuterne con i dirigenti scolastici. Allora, il messaggio agli studenti l'ha già dato, insomma i consigli pratici, didattici. Un consiglio ai genitori? Sì, di non essere loro stessi ansiosi, di cercare di ingoiare tutta l'ansia che hanno, che ovviamente hanno, e cercare di infondere tranquillità, senso di fiducia nelle proprie capacità, in quello che si è fatto ai propri figli, cercare di farli mangiare bene possibilmente, quindi preparargli delle cose anche buone, appetitose, quindi coccolarli un po' col cibo, ma rispettare i loro tempi di studio e quindi lasciarli un po', essere vigili, ma lasciarli anche fare in un certo senso. Un consiglio agli insegnanti invece o a chi dovrà gestire poi questi esami? Beh, gli insegnanti credo non abbiano bisogno di consigli perché sono esperti e per anni e anni hanno svolto, tenuto gli esami. Ovviamente loro stessi sono coscienti delle difficoltà dalle quali questi studenti escono. Ricordiamo che gli studenti che affrontano adesso la maturità vengono da 3 anni che sono stati caratterizzati il terzo anno da un'interruzione netta, no? Con la didattica da remoto. Quindi da marzo si sono chiusi in casa e hanno fatto didattica da remoto. Il quarto anno è stato un anno intermittente, con periodi di lezioni, periodi di DAD, di didattica da remoto. Quest'anno è stato un anno in cui abbiamo dovuto gestire i protocolli Covid e quindi ci sono state classi, intere classi anche in situazioni di quarantena. Questo gli insegnanti lo sanno bene che queste sono classi che purtroppo hanno subito, diciamo, di più l'impatto spalmato proprio sui 3 anni del Covid e quindi sono sicura che ne terranno conto senza fare sconti a nessuno comunque, ma riconoscendo il lavoro fatto da tutti. Senta, la lascio, prima di lasciarla però non posso esimermi da fare questa domanda, poi mi dica lei se vuole commentare o no, perché se ne è parlato, se ne parla, non c'entra con la maturità. C'è una vicenda che sta ovviamente creando il dibattito in queste settimane, che è quella di Chloe Bianco, l'insegnante transgender suicida, insomma si è detto e scritto tanto. Che idea si è fatta lei di questa vicenda, di come fu gestita all'epoca, insomma che commento, se vuol darlo, dà di questa vicenda? Sì, guardi, io ho ricostruito per il ministro tutta la vicenda, ovviamente è accaduta nel 2015, quindi... Quindi lei è stato in diretto contatto con il ministro per questa famosa approfondimento? Sì, ieri ho mandato questo approfondimento che poi di fatto è una ricostruzione documentale e cronologica di ciò che è accaduto nel 2015. Ovviamente preferisco mantenere il riservo perché diciamo adesso il ministro e il suo staff stanno ovviamente vedendo tutte queste carte. Comunque posso dire che l'idea che mi sono fatta io è di assoluta correttezza di ciò che è stato fatto e soprattutto, questo ci tengo a dirlo, nessuno ha demansionato Chloe Bianco, perché
si trattava comunque di un supplente, di una supplente, che inserita sia nelle graduatorie del personale ITP, insegnanti tecnico-pratici, che nelle graduatorie degli assistenti amministrativi. Quindi semplicemente ha svolto supplenze nell'uno e nell'altro ruolo. Nessuno ha, dopo le sanzioni, messo questa signora in segreteria. Non esiste, quindi nessun demansionamento. Questo ci tengo a sottolinearlo con forza. E quindi insomma lei ribadisce l'assoluta correttezza di quello che fu fatto a livello procedurale, questo è il concetto? Ma sì, assolutamente. Peraltro c'è una sentenza del giudice del lavoro di Venezia che ha confermato il provvedimento, la sanzione, una sanzione che è stata inflitta. Però ecco, su questo non vorrei dire nulla di più, perché diciamo abbiamo mandato gli atti al Ministero e ovviamente il Ministro si farà l'idea. Sul demansionamento proprio bisogna assolutamente escludere che questo sia avvenuto. A chi protesta e che protesterà in questi giorni, perché sono previste altre proteste, lei cosa dice? Ma io penso che le proteste abbiano un aspetto positivo se sono gestite non in chiave strumentale, perché ricordiamolo, c'è una persona che ha fatto una scelta così grave, no? E così dolorosissima, coraggiosa anche, no? E quindi bisogna assolutamente avere rispetto per tutto il dolore e la sofferenza che ha portato a questa scelta. E quindi nessuno si può permettere di strumentalizzare quello che è accaduto e di fare anche collegamenti arditi tra i vari episodi. E le proteste possono avere però un risvolto positivo, almeno una funzione, se sono fatte secondo me senza fini strumentali, cioè quella di portare all'attenzione della classe politica, del Parlamento, queste questioni rispetto alle quali forse la pubblica amministrazione, tutta, la scuola anche, ha bisogno di indicazioni, linee più certe su come procedere, su come comportarsi. Tutto qui. Ecco, poi veramente un grande dispiacere per questa persona, insomma, per Chloe, per questa insegnante che ha fatto questa scelta veramente dolorosa, e quindi veramente tutto il rispetto. Grazie davvero al dirigente scolastico regionale Carmela Palumbo, grazie e buon lavoro, Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Allora, siamo quasi al termine, io ricordo che fra 10 minuti circa insomma, ci sarà poi l'approfondimento dell'ULSS 2 con Alice Montagnier per quanto riguarda l'approfondimento, dicevamo, sanitario, e vi ricordo che il tema è importante perché parleremo di malattie della coagulazione, dall'emorragia alla trombosi. Torniamo a parlare di Mose, lo dico anche alla regia, ad Alessandro Granziera e Tony Esposito. Parliamo di un'interrogazione sul Mose. I finanzieri che indagarono sul Mose sono stati poi demansionati e spostati di sede e di ruolo. Lo denuncia in un'interrogazione parlamentare presentata al Ministero della Difesa la deputata veneziana Arianna Spessotto. Ufficiali della Guardia di Finanza che hanno indagato sul Mose e hanno permesso di scoperchiare quel grande scandalo sono stati tutti demansionati e volevo capire dal governo per quale motivo ciò è accaduto, e anche una presa di posizione magari da parte del sindaco di Venezia e del presidente della regione Veneto, che su questa vicenda non si sono assolutamente spesi e pronunciati. Nel giugno 2014 la Guardia di Finanza di Venezia, comandata dal colonnello Renzo Nisi e diretta dalla procura della città, effettuò 35 arresti nell'ambito dell'inchiesta sul Mose. Oggi un'interrogazione a risposta scritta al Ministero della Difesa, presentata a prima firma della deputata Arianna Spessotto assieme ad altri esponenti di Alternativa, chiede come mai questi ufficiali abbiano poi subito demansionamenti di fatto, spostamenti di sedie di ruoli e isolamento lavorativo che appaiono in evidente contrasto con la dedizione dimostrata e che possono essere interpretati come atti ritorsivi da parte di altri generali e ufficiali da questi indagati. Durante le indagini hanno anche indagato su loro colleghi e quindi è probabile che questo sia dovuto proprio a questi fatti, a queste indagini che hanno
ad indagare, appunto ad arrestare poi a coinvolgere comunque personale della Guardia di Finanza. All'epoca dell'inchiesta, l'allora presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, definì quello del Mose il più grosso caso di corruzione mai scoperto in Italia. Circostanze queste, si sostiene sempre nell'interrogazione, che avrebbero meritato un riconoscimento e non certo un demansionamento. Chiediamo lumi al governo per questo, perché questo è quello che appare dai fatti e vorremmo capire qual è la posizione del governo e cosa il governo ci può dire in merito a queste circostanze. Restiamo nel veneziano, restiamo a Venezia perché proseguono i lavori di dragaggio a Punta San Giuliano che salveranno le società sportive, ma ci sono ancora alcuni aspetti su cui è necessario intervenire. È essenziale riaprire subito 20 varchi verso Mestre, nella prima tratta di ponte. 3 sono già stati aperti, 17 ne mancano. Solo se si associano queste misure a quelle in corso si potrà contrastare l'interramento. La situazione della laguna San Giuliano non è buona, ma le azioni per evitare l'interramento ci sono. I lavori di dragaggio sono stati avviati, ma non è ancora sufficiente. Cosa bisogna fare adesso? Primo intervento importantissimo è il ripristino del manufatto alle rotte, ovvero sede delle chiuse, e che siano a chiamata. Proseguire con l'apertura di archi, almeno una ventina di archi in questa zona che vadano dal primo all'altezza dell'isola. Il terzo e risolutivo intervento per noi sarebbe quello di riscoprire quello che era il ghebo perduto, il ghebo della Carega, c'ha vari nomi, basta vedere nelle carte, che portava da qua, da dove sbuca l'Osellino, quindi dal canale delle rotte e dai nostri pontili, portava direttamente fino a Passo Campalto. Senza questi interventi si sarebbe vanificato un investimento pubblico di circa 8 milioni di euro, ma all'appello manca ancora qualcosa. C'è un grosso problema di cui ci stiamo rendendo conto man mano che andiamo avanti con appunto sviscerare le varie problematiche, ed è quello di reperire le risorse per allestire i locali. Mancano all'appello circa 300.000 euro perché ci vengono consegnati dei locali che sono vuoti, ma dopodiché abbiamo un ristorante, abbiamo una palestra, abbiamo delle rastrelliere con tanto di muletti per tirare su le imbarcazioni e metterle a posto. Infine c'è un'altra questione da affrontare, come già viene segnalato da tempo. Sfrecciano le imbarcazioni a tutta velocità e con grosso rischio per i ragazzi che invece proprio nel periodo estivo hanno il loro massimo, diciamo così, allenamento, e il rischio di essere tranciati in pieno da un'imbarcazione che sfreccia a tutta velocità è altissimo. Quindi io ribadisco che il nostro obiettivo è quello di creare una vasca scuola e un campo d'allenamento per i ragazzi. Ad aiutare questo servirebbero però dei rilevatori di velocità che in qualche modo sanzionino chi va a queste velocità. Ancora a Venezia, a Burano, la terza edizione della Biennale del Merletto che apre ufficialmente la strada alla candidatura dell'antica arte veneziana, all'iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, prestigioso riconoscimento UNESCO. Il Merletto di Burano, patrimonio culturale immateriale dell'umanità. È al via lavorata per chiedere all'UNESCO che questa antica tradizione arte veneziana, conosciuta e amata e rinomata in tutto il mondo, ottenga l'iscrizione nella prestigiosa lista. È questo l'obiettivo della terza Biennale del Merletto, che fino al 2 ottobre prossimo porterà a Burano, isola e patria del Merletto, tanti appuntamenti anche in centro storico. Ad illustrare il programma è stata la responsabile del Museo del Merletto, Chiara Squarcina, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, che spiega. Abbiamo dato il via alla terza Biennale del Merletto, che quest'anno ha un unico filo conduttore: la candidatura dell'arte del Merletto veneziano a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Ci saranno diverse iniziative fino al 2 ottobre in tutto il territorio, dal Museo del Merletto di Burano fino al Centro Storico di Venezia. L'intervento poi di Maria Cristina Ribaudi, Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia,
ha annunciato il primo convegno nazionale alla presenza proprio dell'UNESCO, lunedì 20 giugno a Palazzo Mocenigo. Continua in città quell'opera di tutela, valorizzazione e promozione dell'arte del merletto veneziano, un'arte antichissima e preziosa che è simbolo dell'identità e della cultura del nostro territorio. Arte, conoscenza e patrimonio culturale immateriale, itinerario dei saperi e saper fare il merletto in Italia. Questo è il titolo della giornata dedicata al merletto. È un'espressione creativa artigianale unica nel suo genere, che tutti noi abbiamo il dovere di difendere, ma soprattutto di trasmettere alle future generazioni. E un drone invece questa mattina sorvolava i luoghi più suggestivi di Padova e in città infatti si gira il film dedicato all'Urbs Picta. Siamo con il produttore del film, Diego Loreggian. È un film sull'Urbs Picta, un film che racconta Padova. Sì, è un documentario, Urbs Picta, Giotto, il sogno del Rinascimento. Con queste riprese abbiamo concluso, diciamo così, le riprese in esterno di questo documentario di cui abbiamo iniziato ormai un anno fa a girare. Un film che vuole appunto raccontare Padova con una sceneggiatura d'eccezione, perché certo. C'è Matteo Strucul e Silvia Gorgi, la sua compagna. Assolutamente sì, e c'è poi insomma questa costruzione anche l'assessore Andrea Colasio, che in qualche modo ha contribuito anche con la sua presenza all'interno del documentario, ed altre esperte, diciamo, che hanno analizzato tutto il ciclo di affreschi dell'Urbs Picta. Allora vedremo poi, curiosi di vedere questo film sull'Urbs Picta a Padova. Non ci sono altri aggiornamenti. Io vi ricordo che dopo il meteo che vedremo fra poco ci sarà l'approfondimento con l'ULSS 2 con Alice Montagnier, quindi restate con noi perché come al solito potrete anche intervenire in diretta con le telefonate per risolvere tutti i vostri dubbi. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Martedì 21 giugno, solstizio d'estate. L'anticiclone africano domina ancora l'andamento del tempo. Avremo caldo intenso e clima afoso. Nel dettaglio sul Veneto tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso. Possibile instabilità sui rilievi nel corso del pomeriggio con qualche temporale di calore e in serata non si escludono locali sconfinamenti anche sulla fascia pedemontana e l'alta pianura. Temperature elevate e alti tassi d'umidità, minime tra 17 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 31 e i 36 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti occasionali rovesci nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 19-23 gradi, massime intorno ai 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento solo con qualche acquazzone a carattere sparso con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 35-36 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Ben ritrovati in diretta, appuntamento dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo di malattie della coagulazione, emorragia e trombosi. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti. In studio con me c'è la dottoressa Sabina Villalta, direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale all'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. Ben trovata dottoressa. Buongiorno. Do il benvenuto anche al dottor Paolo Radossi, responsabile del centro emofilia all'ospedale di Castelfranco Veneto. Ben trovato. Grazie.
Allora, dottore, inizio da lei, un tema molto complesso quello di quest'oggi, partiamo proprio dall'inizio e spieghiamo come funziona il sistema di coagulazione del nostro sangue. Allora, la coagulazione, in parole estremamente semplici, è lo sviluppo di un grumo di sangue che va a chiudere un vaso quando c'è una ferita, un'emorragia. Per capire come questo funziona è necessario fare un breve passo indietro, cioè come scorre il sangue e in che tessuto. Il nostro organismo è costituito da chilometri di vasi, grandi, piccoli, arterie, vene, che portano il sangue all'esterno o che portano verso il cuore. Queste strutture, questi piccoli tubi, simili a un albero, sono ricoperte da delle cellule che ne favoriscono la perfetta circolazione. Si chiamano endotelio. All'interno di questa struttura in cui il sangue scorre in modo molto tranquillo, il sangue, la parte liquida, è distinta in due componenti sostanzialmente. Una componente liquida che chiameremo plasma, dopo vediamo come è fatto, e una componente corpuscolare, cioè fatta da delle cellule. I globuli bianchi e i globuli rossi sono importanti, ma in questo momento non fanno parte del nostro discorso, e le piastrine. Quindi nella coagulazione e nello sviluppo di un coagulo intervengono il vaso sanguigno che si rompe, le piastrine e il plasma, i fattori della coagulazione. Un po' alla volta cerchiamo di capire come sono fatti questi termini. Le piastrine sono dei piccoli aggregati molto spinosi che vanno ad attaccarsi quando c'è il prima lesione vascolare e noi la chiamiamo questa emostasi primaria, cioè lo scorrimento del sangue viene interrotto. Il plasma invece è costituito da una serie di proteine denominati fattori della coagulazione, sono in tutto 13, si attivano uno dopo l'altro in modo un processo cosiddetto a cascata. Quando c'è un vaso che si rompe, l'endotelio, questa superficie normale, si stacca. La superficie sottostante è molto frastagliata e le piastrine aderiscono. Tuttavia le piastrine da sole non riescono a compensare il problema, per cui a loro volta attivano il processo della coagulazione. Il tutto questo messo insieme, vaso rotto, piastrine e plasma, forma questo grumo di sangue. Il grumo di sangue ovviamente non si estende in tutto l'alveo circolatorio, ma rimane localizzato in quel punto dove l'alterazione del vaso è presente. Questo, diciamo, in termini molto molto semplici, un meccanismo molto complesso che maggior parte delle volte è in grado di interrompere un flusso sanguigno eccessivo se c'è una lesione vascolare. Importante insomma fare questo ripasso proprio perché il meccanismo, come dicevamo, è molto complesso. Perché si sanguina? Che cosa accade? Bene, la cosa più importante, come dicevo prima, è la integrità del vaso. Allora, il nostro organismo è ricoperto dalla pelle che ci protegge da insulti o da alterazioni. La parte interna dell'organismo è costituita da una mucosa cosiddetta, per esempio, della bocca, del naso, dell'intestino, delle vie urinarie, dell'utero, ad esempio, per le donne. Quando questa alterazione colpisce la pelle, il sangue fuoriesce. Quando l'alterazione colpisce per esempio il naso, abbiamo sangue dal naso, epistassi. Quando colpisce lo stomaco avremo l'emorragia intestinale. Ecco, l'emorragia avviene in condizioni normali quando il nostro organismo viene alterato in qualche sua parte. Non si sanguina per nulla, si sanguina perché c'è un'alterazione di un vaso o alterazione della pelle, semplicemente questo. E quindi la localizzazione, potremmo dire così, del sanguinamento può essere di ogni tipo, in qualche modo? Assolutamente varia. Può essere per esempio quando facciamo una ferita, sanguiniamo, vediamo che esce il sangue, quando prendiamo una botta c'è un rigonfiamento perché il sangue non esce ma va sotto la pelle. Si rompe qualche vaso nel naso, soprattutto i bambini, fattore molto frequente ma peraltro che si cessa nell'età più avanti, nell'età adolescenziale, perché qualche venetta si rompe. Si sanguina delle gengive perché c'è un'infiammazione, periodontite si chiama, e quindi quando uno si spazzola i denti sangue le gengive.
Nelle forme un po' più importanti, gravi, c'è una gastrite, un'infiammazione dello stomaco, per cui si rompe qualche vasellino e il sangue fuoriesce, perché questo meccanismo che spiegavamo prima non è in grado di compensare. In termini normali, semplici, un vaso viene chiuso da questo meccanismo, ma se la lesione è troppo importante il sangue comincia a fuoriuscire e quindi questo si chiama emorragia. Ovviamente l'emorragia cambia a seconda della sede e dell'importanza. Ecco, infatti abbiamo parlato di fuoriuscita di sangue all'esterno del nostro corpo, ma emorragia che può avvenire anche internamente. Ovviamente in questo avviene in alcuni casi, può essere ad esempio in traumi molto importanti, in un muscolo, quando vediamo che uno prende una botta, un trauma, si gonfia il muscolo, vuol dire che il sangue fuoriesce dai vasi e si accumula nel muscolo. Lo vediamo quando c'è, magari non inizialmente quando c'è una gastrite o un'ulcera gastrica, vediamo che c'è il paziente pallido che sta male, che comincia a sudare, dopodiché magari dopo 1 o 2 ore succede che il sangue fuoriesce o attraverso l'intestino, le feci, oppure attraverso la bocca. Quindi molto importante la sede e molto importante a seconda del tipo della sede l'intervento che noi possiamo andare ad utilizzare. indagare, ecco. Dottoressa Villalta, parliamo di malattie della coagulazione. Che cosa sono? Quali sono i disturbi che possono riguardare appunto la coagulazione del sangue, questo sistema così complesso che abbiamo descritto? Certo, il dottor Radossi vi ha appena spiegato i meccanismi della coagulazione che sono necessari per bloccare un'emorragia e quindi sono indispensabili per salvaguardare l'individuo da un sanguinamento che può essere lieve ma può essere anche particolarmente grave fino a portare alla morte. Che cosa succede? Ci sono delle situazioni nelle quali la coagulazione funziona poco, poi ne parlerà di nuovo il dottor Radossi, e quindi patologie per le quali la coagulazione non funziona e questi individui sono soggetti a un aumento del sanguinamento anche spontaneo. E poi ci sono patologie invece che al contrario, sempre della coagulazione, si manifestano con trombosi. La trombosi è quando un coagulo, anziché formarsi per arrestare un'emorragia, come vi diceva appunto il dottor Radossi, rispetto a un vasellino che si è rotto piuttosto che a una mucosa sanguinante, si forma all'interno di una struttura vascolare dove non è necessario creare un tamponamento, una chiusura. Questa struttura vascolare può essere un'arteria, può essere una vena o possono essere anche le camere cardiache. E naturalmente la gravità di questo coagulo che si forma in maniera anomala e che può avvenire in qualsiasi sede dipende dalla sede naturalmente, dipende dalla grandezza e anche dall'entità di ostruzione, cioè di occlusione che produce nel vaso in cui si forma. Ecco, tornando a parlare appunto di malattie, insomma, di disturbi della coagulazione, quali possono essere i fattori di rischio che in qualche modo insomma, accentuano appunto le malattie della coagulazione? Sì, dobbiamo fare una distinzione rispetto ai fattori di rischio. Dobbiamo distinguere il distretto arterioso da quello venoso e poi faremo un cenno anche al cuore. Allora, per quanto concerne il distretto arterioso, la trombosi è una complicanza dell'arteriosclerosi, cioè di un danno che si è creato in quella struttura che ha spiegato il dottor Radossi, cioè l'endotelio. L'endotelio è questa guaina che avvolge il vaso nel suo interno, deve essere lucidissima come una canna di un fucile e il sangue scorre nel soggetto normale in maniera veloce e fisiologica. Quando lì si crea un danno, e questo danno è provocato dall'età avanzata, perché ovviamente le nostre strutture si deteriorano, dall'ipertensione non controllata, dal diabete, dall'utilizzo del fumo di sigaretta, da una dieta scorretta, dall'ipercolesterolemia, cioè tutte queste situazioni, la sedentarietà, la cattiva alimentazione, producono questo danno e su questo danno si innesca poi questo coagulo, cioè questa trombosi arteriosa. Ora, le arterie sono quelle strutture vascolari che noi possiamo apprezzare come pulsazioni nelle superfici del nostro corpo, ma sono superficiali ma anche più profonde e portano il sangue ossigenato nei vari distretti, nei vari organi. Gli organi hanno bisogno di ossigeno naturalmente per funzionare bene. Se il vaso è ostruito, quell'organo o quella struttura andrà incontro a una sofferenza importante.
Quindi, per spiegare in maniera così semplice, se si occlude un'arteria coronarica andremo incontro a un infarto, se si occlude un'arteria cerebrale andremo incontro a un'ischemia cerebrale, cioè un ictus. Ma questo tipo di occlusione può verificarsi anche a livello delle arterie degli arti inferiori, provocando un'ischemia, ma anche a livello intestinale, a livello renale, potenzialmente in tutti i distretti corporei, e quindi la gravità dipende proprio dalla mancanza, dall'entità di mancanza di flusso. Poi dobbiamo pensare al distretto venoso. Le vene sono quei vasi più superficiali che non pulsano, che noi vediamo, soprattutto in questo periodo estivo con la vasodilatazione le vene si dilatano molto e si rendono più visibili, che portano il sangue dalla periferia al cuore, ai polmoni, perché deve essere ossigenato. Il sangue, chiamiamolo sporco, privo di ossigeno. La trombosi, in questo caso, verificandosi all'interno di un vaso venoso, anche qui può colpire tutti i distretti, ma prevalentemente colpisce gli arti inferiori. Che cosa può succedere? Che dagli arti inferiori questo trombo, una parte di questo trombo si stacca, producendo un embolo che attraverso il cuore raggiunge la circolazione polmonare e determina un'embolia polmonare. Questa situazione può essere potenzialmente molto grave e anche fatale. Quindi anche la trombosi arteriosa venosa è un problema importante. Anche qui sicuramente l'età avanzata. Poi ci sono altre condizioni di rischio come gli interventi chirurgici importanti, l'immobilizzazione, i traumi severi, le fratture che interessano gli arti inferiori ma anche gli altri distretti. Fattori di rischio diciamo minori sono rappresentati dalla terapia ormonale, dalle situazioni che nelle donne si dicono ormonocorrelate, cioè la gravidanza, il postpartum. Bisogna anche dire che ci sono forme, non poche, circa il 40, il 50% addirittura delle trombosi venose che sono spontanee, cioè non si riesce a individuare una causa. Certamente la causa esiste, come in tutte le cose in medicina, ma la medicina non ha ancora scoperto completamente tutte le cause. Ci sono anche forme genetiche, trasmissibili ereditariamente, non di trombosi, ma di predisposizione alla trombosi. E poi c'è una forma, una situazione molto comune nei soggetti anziani, che è la fibrillazione atriale, che è un'aritmia del cuore, un'aritmia che possiamo definire benigna, curabile, controllabile, ma all'interno delle camere cardiache si possono formare dei grumi di sangue che possono essere sparati, diciamo così, dal cuore in tutti i distretti. Naturalmente per queste forme esiste una prevenzione, esistono dei farmaci che servono a prevenire questa complicazione. Ecco, l'ereditarietà, come per tante altre patologie e per alcune forme tumorali, è anche questa un fattore di rischio, come ha detto lei. Esistono delle condizioni che vengono definite come trombofilia ereditaria congenita, che vengono trasmesse dai genitori ai figli. Alcune sono molto rare, più importanti ma molto rare, addirittura la percentuale nella popolazione generale è al di sotto dell'1%, altre invece un po' più frequenti, ma stiamo sempre parlando di percentuali esigue, 3, 5, 7%, che sono però più lievi. Ma predisposizione non significa trombosi, predisposizione significa una condizione di rischio e quindi se il soggetto sa di avere questa predisposizione si mette in guardia, o i medici, il suo medico, i medici con i quali avrà a che fare, lo metteranno in guardia e lo proteggeranno da questa situazione. Certo. 0422 1628 332 è il numero per intervenire in diretta e avere insomma la possibilità di parlare con i nostri esperti. Abbiamo già una prima telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Sono Giussi da Villafranca di Verona. Buongiorno Giussi, dica pure. Buongiorno, vorrei parlare con la dottoressa perché io soffro di ipertensione, ho l'obesità, vorrei sapere a che cosa può portare. Ipertensione e obesità, Giussi. Grazie per la sua telefonata. Sono condizioni che possono in qualche modo essere dei fattori di rischio per il tema di cui parliamo quest'oggi, dottoressa. Certo. Sono dei fattori di rischio accertati da numerosi studi clinici, ricerche e consolidati negli anni. Ma entrambi questi due fattori, quindi io vorrei rassicurare la signora Giussi,
Perché sono fattori correggibili. L'ipertensione può essere corretta con i farmaci, abbiamo molti farmaci a disposizione di vario tipo, farmaci sicuri che possono essere anche associati tra loro per portare la pressione a dei target che sono corretti. L'obesità è un fattore di rischio anch'esso correggibile. Naturalmente questo richiede soprattutto l'impegno da parte del paziente, quindi la motivazione del paziente, il suo coinvolgimento, la determinazione nell'utilizzare una dieta corretta e mantenere un peso corporeo adeguato sono fondamentali, il che non significa che i pazienti debbano diventare dei modelli per stilista, ma che contengano il loro peso corporeo all'interno di un range che è quello che garantisce di ridurre il rischio vascolare. Indicazioni generali che vanno sempre bene, naturalmente con le poche informazioni che abbiamo attraverso le telefonate dovremo tenere conto probabilmente anche dell'età della nostra telespettatrice, di altri eventuali fattori di rischio. Esattamente, perché la signora ha esposto questi fattori di rischio che, come dicevo, sono correggibili e quindi sicuramente la dieta, una dieta adeguata sia in termini di quantità calorica ma anche di qualità degli alimenti, è una cosa che va bene per tutti, non solo per coloro che sono in sovrappeso, va bene per giovani e per anziani. E naturalmente l'attività fisica perché è dimostrato che serve il connubio, serve l'associazione tra dieta e attività fisica, che deve essere un'attività fisica non particolarmente strenua, ma regolare, anche rilassante come la passeggiata, la camminata a passo veloce. E poi vorrei dire un'altra cosa agli spettatori, che la dieta non deve essere intesa come una restrizione che ha una durata temporanea. Dieta significa cambiare stile della propria alimentazione, in modo che questa cosa sia sostenibile. Se io imparo a mangiare bene, per me non sarà più una fatica, potrò continuare a farlo nel tempo e questo mi garantirà di avere sicuramente una salute migliore e di ridurre il mio rischio cardiovascolare. Sono aspetti fondamentali questi, insomma, per il tema di cui parliamo quest'oggi, ma insomma un po' per la nostra salute in generale. Esiste, dottoressa, un test della coagulazione, qualcosa che ci possa dire il nostro sangue se è in salute in qualche modo? Sì, ci sono dei test ematici molto semplici. Ci sono alcuni test di base che sono rappresentati dall'emocromo, nel quale si vedono le piastrine, oltre all'emoglobina e ai globuli bianchi, piastrine di cui parlava appunto il dottor Radossi, che sono, per così dire, i mattoni della coagulazione. Poi ci sono due test che dirò con una sigla, che sono PT, ma modernamente detto INR, o PTT, che invece valutano l'attività della parte liquida. Possiamo definirla come il cemento della coagulazione. Se le piastrine sono i mattoni, la parte fluida del sangue va a cementare questi mattoni per formare correttamente il coagulo. Questi sono dei test di base. Poi ci sono, nel caso in cui ci sia il sospetto di una predisposizione o di un'alterazione della coagulazione, dei test molto più approfonditi, ma entriamo in un tema specialistico, un tema comunque alla portata di tutti, ma un tema più specialistico e quindi in cui i dettagli sono un po' più difficili da comprendere. Certo, ma insomma esistono dei test di base, abbiamo assolutamente capito. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Con Reggiani, sono la moglie di Reggiani. Buongiorno, buongiorno signora, ci dica. Di Giancarlo. Volevo sentire. Buongiorno. Abbassi il volume della televisione, signora, ascolti attraverso il telefono. Signora, c'è ancora? Sì? Ci dica pure. Sì, va bene. Mio marito ha fatto 2 trombosi, però è tutto a posto, abbiamo fatto tanti esami nel sangue, eccetera. E la dottoressa ha detto che avrebbe cercato un medicinale, un farmaco per lui, adatto per lui, da prendere tutte le mattine. Adesso fa gli anticoagulanti, fa
Aristra, mi pare, una roba così. E sono punture anticoagulanti. Però non lo so, dice che stava cercando un medicinale da prendere tutti i giorni ed evitare le punturine. Come la mettiamo? Non lo so. Rivolgiamo la sua domanda, signora, ai nostri esperti. Grazie per la sua telefonata. Che cosa possiamo rispondere? La signora parlava della terapia farmacologica. Sì, la signora parlava della terapia farmacologica e si riferiva a un farmaco molto importante che si utilizza in maniera iniettiva, cioè vuol dire per via sottocutanea una volta al giorno, per la cura della trombosi. Questo farmaco viene utilizzato di solito per dare avvio alla terapia della trombosi e a cui può far seguito, naturalmente la signora non ha fornito tutti i particolari, certo, ma in linea generale possiamo dire che dopo la terapia iniettiva, cioè con le punturine sull'addome, è possibile utilizzare un farmaco che si assume per bocca e che in maniera, possiamo dire così generica, mantiene il sangue sciolto. Che cosa significa? Che impedisce la formazione dei trombi e questi farmaci sono utilizzati per la cura dei pazienti che hanno la trombosi e, nel caso in cui sia indicato, il proseguimento di questo trattamento serve per evitare le ricadute. Naturalmente la frequenza delle ricadute, il rischio di ricaduta deve essere valutato paziente per paziente, quindi la durata di questo trattamento, in generale per una trombosi degli arti, è di 3-6 mesi, quindi circa 12 settimane o 6 mesi. Poi, se questa terapia deve essere estesa, deve essere valutato in base alle caratteristiche del singolo paziente. È un farmaco che insomma possono prendere tutti coloro che hanno avuto questa tipologia di disturbo e quindi la trombosi, oppure viene valutato paziente per paziente e viene insomma somministrato solo a chi è idoneo? Allora, i farmaci anticoagulanti che si assumono per bocca li possiamo definire di vecchia generazione, e tra questi c'è il farmaco che i pazienti conoscono come Coumadin, che è un farmaco che scioglie il sangue, un farmaco che ha fatto la storia della medicina e del trattamento della trombosi, perché è stato scoperto più di 70 anni fa e ancora garantisce la sua efficacia. Oltre a questo, che continua ad essere indicato per alcune categorie di pazienti che non possono fare a meno di questo specifico farmaco, la ricerca ha prodotto nuove terapie, farmaci più recenti, ormai sono in commercio da circa una decina di anni, che sono altrettanto efficaci ma più semplici da utilizzare, perché i telespettatori che mi sentono e che hanno utilizzato il Coumadin sanno che necessita di fare dei prelievi di laboratorio per valutare se l'effetto è corretto, mentre con i farmaci di nuova generazione la dose è fissa. È una dose che non è necessario monitorare con il sangue, perché noi sappiamo qual è l'effetto che ci attendiamo ogni volta che il paziente assume quella compressa. Chiaro. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Sono Dina Baldassarre, chiamo da San Donato di Piave. Buongiorno Dina. Sono stata controllata proprio dalla dottoressa Villalta a maggio. Volevo solo ringraziarla perché è una persona meravigliosa. Io voglio solo dire questo, ho avuto a che fare, mi ha dato delle indicazioni buonissime, io ero già stata, lei sa, dal professor Prandoni, quindi lei è una sua allieva e volevo solo ringraziarla di cuore perché lei è una persona che mi ha messo a mio agio, sia me che mio marito. Quindi grazie da parte di tutte le persone che hanno bisogno di lei. Grazie a lei per la sua testimonianza, Dina, insomma fa piacere perché naturalmente il vostro lavoro in reparto è anche questo, no? È anche questo, sì. Dottor Radossi, abbiamo parlato del Coumadin. Io le chiedo se ci sono in qualche modo delle malattie che predispongono, diciamo così, al sanguinamento. Poi parleremo del Coumadin perché anche in questo caso in qualche modo c'entra con il tema del sanguinamento. Ci sono delle malattie che predispongono? Allora,
come esistono delle malattie che predispongono alla trombosi, di cui ha parlato la dottoressa, esistono malattie altrettanto rare che predispongono alle emorragie. E le malattie sono molto rare. In Italia esistono pazienti affetti da malattie genetiche della coagulazione in senso emorragico, cioè che tendono a sanguinare, e per dare un numero sono circa 10.000 pazienti censiti in Italia. La forma di malattia più frequente è l'emofilia A o B, che consiste nella carenza di uno dei fattori della coagulazione di cui parlavamo prima, che rappresenta il cemento del coagulo. Se manca uno di questi fattori, il coagulo non si sviluppa in modo adeguato e il paziente tende comunque a sanguinare in modo eccessivo rispetto alla norma. La carenza di questo fattore ovviamente favorisce il sanguinamento spesso spontaneo nelle forme più gravi o spesso in seguito a interventi chirurgici o traumi. La cosa particolare dell'emofilia, che conta in Italia circa 4.000 pazienti, che è una malattia legata al cromosoma X, quindi solo i pazienti maschi saranno affetti da malattia. Ma esiste l'ambito altrettanto importante delle donne che sono comunque portatrici del difetto pur non essendo affette. La interrompo, dottore, Sì? abbiamo una telefonata da casa, poi riprendiamo da qui, Certo. perché vorrei che ci raccontasse, visto che parliamo di emofilia, anche di cosa si occupa il Certo. centro di cui lei è responsabile all'interno dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Sono Claudio da Verona. Buongiorno, buongiorno Claudio, dica pure. Buongiorno anche a voi. Niente, volevo solo sapere una cosa, perché mi hanno diagnosticato una cosa, mi è venuta fuori nel cervello. Praticamente è un grumo di vene che mi può scoppiare da un momento all'altro, che non si sa quando, e praticamente posso avere un ictus. Volevo sapere se è una buona cosa tentare di fare un intervento al cervello, dato che dentro ce l'ho da 1,5 cm, diagnosticato 1 anno e mezzo fa, tramite risonanza magnetica con metodo di contrasto, che ho dovuto pagarmi di persona per averla in 2 mesi, perché sennò dovevo aspettare 6, 7, 8 mesi. Allora Claudio, vediamo se riusciamo a darle un'indicazione generale, insomma, per quello che abbiamo potuto capire. Chi vuole rispondere, dottor Radossi? Prego. Dalle poche cose che il paziente ha detto, ovviamente deve riferirsi comunque al medico di medicina generale per gli accertamenti o per le necessità che le richiede. Sembrerebbe descritto la presenza di una dilatazione di un'arteria, di una vena, che si chiama aneurisma. Ecco, ci sono delle indicazioni particolari anche in questo caso, che devono essere valutate dal neurochirurgo, cioè le dimensioni, la sede in particolare, e col neurochirurgo o neuroradiologo, a seconda della sede dove si trova, decidere l'opportunità, e cioè il tempo corretto in cui fare questo intervento. In che cosa consisterebbe l'intervento, dottoressa? Sì. Il paziente, il signore di prima, appunto ha detto in maniera un po' generica. Certo. E come diceva appunto il collega Radossi, potrebbe trattarsi di una dilatazione, quindi di un aneurisma, o anche di una malformazione arteriosa o arterovenosa, che può essere presente lì anche da molto tempo. Quindi si tratta di una patologia della parete del vaso in questo caso, e quindi il rischio potenziale è quello di una rottura. I neuroradiologi e i neurochirurghi sono delle equip molto abili per la correzione di queste situazioni, e naturalmente a seconda delle caratteristiche la cosa può essere fatta in maniera interventistica senza un vero e proprio intervento chirurgico, ma una procedura, oppure è necessario invece intervenire chirurgicamente e asportare o limitare, o ridurre, cioè ridurre proprio l'entità, il calibro di questa dilatazione o di questa malformazione. Con questi pochi elementi... Certo. Voleva concludere, dottore?
detto più che bene. L'importante, come dicevamo, è insomma, sempre affidarsi all'equipe, al medico di base, allo specialista. Sì. Torniamo a parlare del centro emofilia. Di che cosa si occupa? Vorrei che ce lo raccontasse. Certo, come dicevo prima, le malattie delle coagulazioni in senso emorragico sono molto rare. Riprendiamo questo discorso. Per esempio l'emofilia si manifesta un nato maschio ogni 5.000, quindi molto pochi, ma esistono forme molto più rare, per esempio una persona ha questa un'alterazione, per esempio un difetto di altri fattori, 1 ogni 2 milioni di pazienti, quindi estremamente rari. E per questi pazienti è necessario la presenza di un team o di delle particolari attitudini anche di studio o di approfondimento laboratoristico che non tutti ovviamente sono in grado di dare, ma che richiedono, e appunto questo è il senso di centroemofilia, dei medici che si occupano di questo. In Italia esistono 49 centri che si occupano di malattie della coagulazione in senso emorragico, distribuiti in tutto il territorio italiano. E a Castelfranco esiste un centro emofilia che è sorto negli anni 70, e attualmente siamo in 2 medici, io e la dottoressa Candiotto, che ci occupiamo di pazienti di questo tipo di patologia. Fino a 2 anni fa il centro emofilia faceva parte dell'Istituto Oncologico Veneto, che ringrazio per la collaborazione fattiva in questi anni, in particolare della direzione e del dottor Gottardi, il direttore dell'unità operativa di oncoematologia. Essendo una malattia della coagulazione e non una malattia oncologica, quindi sono 2 bracci completamente diversi, ci sembrava opportuno, e questo è stato poi ciò che abbiamo realizzato, seguire questi pazienti in un ambiente più idoneo, come può essere in questo caso una medicina generale diretta dalla dottoressa. All'interno del reparto. Facciamo un passo indietro, sì. Quali sono i sintomi, così riusciamo anche a far capire ai nostri telespettatori da casa, che possono essere associati all'emorragia. Benissimo. E spieghiamo anche che cosa fare in caso di emorragia e che cosa non fare. Prima cosa, non prendere mai paura, perché una soluzione la troviamo sempre. In alcuni momenti. Magari l'impressione di sanguinare tanto, ma in realtà teniamo conto che si sanguina, c'è una parte liquida, il plasma, il 50% sangue e il 50% liquido, quindi la quantità effettiva che ne è persa magari non è così importante, però fa spesso molta paura. Ci sono sanguinamenti abbastanza semplici, come dicevo, sangue dal naso, si chiama epistassi in termini tecnico. Normalmente basta prendere 2 dita e premere le narici per 5-6 minuti. Prevalentemente si tratta di sanguinamento dalle parti anteriore del naso e quindi questo si risolve in 4-5 minuti. Per quanto riguarda l'insanguinamento, per esempio, alle gengive, basta un collutorio, cure dentarie, una buona igiene dentaria, che è molto importante. Esiste poi tutto il campo anche qui delle mestruazioni abbondanti, le donne in particolare ne soffrono, non tutte per fortuna. Ci possono essere mestruazioni abbondanti oppure più lunghe del normale, si chiamano metrorragie o menometrorragie. In questo caso ovviamente va sempre sentito il ginecologo, possono essere presenza di fibromuoterini, un eccesso di sanguinamento. Diciamo, per la verità, il sanguinamento fisiologico che abbiamo, forse l'unico che abbiamo, circa 80 cc al mese, e quindi anche molto limitato, però con un controllo ginecologico e con una buona con una buona cura anche nelle proprie attività fisiche e soprattutto nella propria dieta, per esempio col ferro, questo può essere compensato. Questi sono per dare alcuni esempi. Ecco, insomma, abbiamo dato qualche indicazione importante. Altra telefonata da casa, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Ivana da San Biagio. Buongiorno Ivana, dica pure. Niente, anch'io spesso perdo sangue dal naso, sono andata anche una volta a fare una visita in ospedale, però mi hanno trovato delle creste, semplicemente un po' di vasi capillari che si rompono, però non mi hanno dato nessuna terapia. Io lo perdo anche così, magari mi sveglio di notte, vedo il cuscino rosso oppure di punto in bianco, e se no mi hanno detto di mettere l'Hemofix. Io lo metto, però
insomma non è che sia proprio molto efficace e non saprei cosa fare, non so, Sì. una mia collega ha detto che usa il Tranex, però io non posso prenderlo senza un'indicazione specifica. Certo, Cosa posso fare? le diamo un consiglio, Ok. Ivana, grazie per la sua telefonata. Dottore, Allora, prego. se la paziente non ha altre manifestazioni emorragiche in altre sedi, mestazione abbondante o altro, verosimilmente si tratta di un problema locale come identificato, cioè sono delle venuzze molto fragili, soprattutto che si dilatano in caso di infiammazione, rinite e quant'altro, tendono a sanguinare. Peraltro, come mi pare di capire, la signora ha una sicuramente molto fastidioso, però non molto importante, almeno da quello che mi sembra di capire. L'Hemofil va bene perché si stratifica. Anche il Tranex, l'acido tranexamico, è estremamente importante, nel senso che la funzione di questo farmaco, molto semplice, sono compresso fiale, è quella di rendere più stabile quel coagulo di cui parlavamo prima, nel senso che il coagulo un po' alla volta si frammenta e si distrugge. Con l'acido tranexamico, il Tranex o Gurol, visto che ha citato il nome commerciale, questo coagulo diventa più stabile e meno facilmente si stacca. Ovviamente serve una prescrizione medica, quindi un consulto col medico di medicina generale che valuta se esistono o meno controindicazioni a questa terapia. Ecco, insomma, abbiamo dato un'indicazione anche in questo caso generale. Dottoressa Villalta, ci chiedono anche da casa che cos'è la tromboflebite. Insomma, è anche questo una curiosità che ci viene dai nostri spettatori. È una curiosità legittima perché è una forma molto diffusa, più diffusa. La tromboflebite è la trombosi all'interno di un vaso superficiale, di una vena superficiale. Infatti la dizione corretta è trombosi venosa superficiale. Questa si può formare su una vena visibile quasi sempre, molto spesso degli arti, ma talora il paziente può averne esperienza sulle braccia quando è stato posizionato un accesso venoso, un ago quindi, o in seguito a un prelievo può accadere. Oppure la ragione più frequente è rappresentata dalla vene varicose, cioè dai soggetti che hanno le varici venose. All'interno di questi gavoccioli, cioè delle varici venose, il sangue tende a ristagnare e questo ristagno poi produce un coagulo e questa è la trombosi venosa superficiale. Si tratta di una forma, come dicevo, più frequente nei soggetti di sesso femminile, più frequente in coloro che hanno le vene varicose, ma non solo, può verificarsi anche in una vena altrimenti detta sana. Normalmente si vede, c'è un cordoncino duro, dolente, molto dolente, la cute e i tessuti circostanti sono molto arrossati, per cui il paziente capisce, e poi chi ha già avuto questi eventi, perché tendono a tornare in chi ha le varici venose, riconosce molto facilmente che si tratta di queste forme superficiali, che non vanno comunque trascurate, nel senso che potenzialmente anche queste forme, se non curate, possono dare delle complicanze, meno frequentemente e meno importanti delle forme profonde, perché il sistema venoso si distingue in profondo e superficiale appunto, però non devono essere trascurate, quindi il soggetto, il paziente, si deve rivolgere al medico curante e poi da lì avviare quello che è opportuno, un approfondimento. Certo. Altra telefonata da casa, pronto? Buongiorno, che abbiamo in linea. Sì, buongiorno signori. Buongiorno, buongiorno, ci dica pure. Intanto grazie per la trasmissione e grazie dell'invito. Niente, io ho avuto una trombosi venale sulla gamba sinistra a gennaio, dopodiché ho avuto una seconda ricaduta con la gamba, diciamo, che praticamente a maggio si è rigonfiata. E volevo solo chiedere, siccome mi hanno curato in ospedale per 40 giorni con gli antibiotici, è dovuto proprio alla coagulazione del sangue o dalla medicazione che loro mi facevano ogni 2 o 3 volte a settimana? Grazie per la sua telefonata. Rivolgiamo la domanda alla dottoressa Villalta. Prego, Credo dottoressa. di aver intuito da quello che dice questo signore che il problema potrebbe non essere quello di una trombosi o di una tromboflebite, bensì quello di una malattia della pelle
cioè di un'erisipela o di una cellulite. E ovviamente noi non possiamo fare delle diagnosi e gli elementi sono pochi, ma queste forme di infezione della cute, di infiammazione della cute e dei tessuti molli, entrano nella cosiddetta diagnosi differenziale, cioè possono essere una delle altre cose che danno una sintomatologia che può essere simile a quella della flebite. Quindi se c'è il sospetto di una flebite o di una trombosi è opportuno procedere con un accertamento strumentale per escludere appunto che ci sia un interessamento del vaso, perché i trattamenti sono di tipo diverso. Ho intuito, se ho capito bene, che la cura è stata una terapia antibiotica e quindi molto probabilmente si trattava di un'infezione piuttosto che della formazione di un coagulo. Questo naturalmente è quello che si può dedurre. Chiaramente, quelle poche informazioni che abbiamo, ma insomma diamo sempre un'indicazione di rivolgersi ovviamente per un'indagine più approfondita, insomma, con uno specialista. Noi ci fermiamo ora per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi perché torniamo tra pochissimo sempre per parlare di questo. A tra poco. Rieccoci di nuovo in diretta in studio, parliamo quest'oggi di malattie della coagulazione, abbiamo parlato di trombosi, abbiamo parlato di emorragia. Ultimi 10 minuti insieme io chiedo al dottor Radossi di spiegarci se insomma ci sono dei farmaci che in qualche modo predispongono al sanguinamento. Abbiamo sentito anche proprio dei termini specifici e dei farmaci specifici. Perfetto, prego. Sì. E come sempre emorragia e trombosi vanno insieme, il sangue non può essere distinto, dove arriva uno comincia l'altro e viceversa. Ci sono due farmaci in particolare che vengono utilizzati per evitare la trombosi cardiaca, per esempio l'aspirina, l'antiaggregante o gli anticoagulanti. L'aspirina ha l'effetto ampiamente noto di impedire lo sviluppo della trombosi all'interno dei vasi coronarici, quindi proteggendo dall'infarto oppure una profilassi nel caso di una aterosclerosi. La stessa aspirina è estremamente importante perché l'effetto è quello di alterare la funzionalità delle piastrine che rappresentano i mattoni della coagulazione, ma in questo caso è un effetto positivo, vuol dire non riuscire a fare il coagulo, ma in certe situazioni il coagulo servirebbe, per esempio quando si prende un trauma, e quindi bisogna prendere particolare attenzione a prendere trauma e fare particolare attività quando si assumono per esempio un farmaco come l'aspirina, frequentemente epistassi o piccole emorragie della pelle. Questo per ciò che riguarda l'aspetto delle piastrine. Ma per la trombosi utilizziamo farmaci anticoagulanti che sono per esempio il Coumadin citato o i nuovi anticoagulanti orali. La funzione di questi farmaci in effetti è quella di alterare la parte liquida plasmatica che non fa la funzione del cemento, ma in questo caso la funzione è per evitare la trombosi, quindi una funzione benigna. In alcune condizioni, quando per esempio uno eccede nell'utilizzo del Coumadin, quindi il PT è molto molto lungo, non necessariamente si sanguina, ma ci si pone un rischio di sanguinamento. Per questo chi fa il Coumadin utilizza il PT, perché deve evitare che sia eccessivamente allungato il tempo. Periodico. Il controllo periodico per evitare che la scoagulazione, diciamo così, sia troppo elevata, perché se da un lato è utile per la trombosi, per evitare la trombosi, peraltro può predisporre, che non significa sviluppare, un evento emorragico inaspettato in caso di un trauma o aspettato. Ecco, infatti da casa ci chiedevano se il Coumadin in qualche modo può causare delle emorragie. La risposta, come abbiamo sentito, è sì. Se ci sono delle malattie predisponenti, quali per esempio una gastrite, può favorire lo sviluppo del sanguinamento, oppure se il Coumadin è sovradosato, cioè se il trattamento è eccessivo rispetto alle esigenze. Chi sa benissimo chi usa questi farmaci, l'INR si mantiene tra 2 e 3. Se il valore stabilito ai laboratori è estremamente lungo, questo favorisce un sanguinamento spontaneo oppure soprattutto traumatico. Certo. Tutti i farmaci insomma hanno bisogno di una gestione attenta, il Coumadin più che mai forse, perché insomma si tratta di un farmaco molto insomma efficace, salvavita, e che però insomma deve essere assunto con grande regolarità, attenzione, scrupolo, insomma richiede davvero una gestione attenta come abbiamo sentito.
Dottoressa, abbiamo parlato un po' dell'incidenza della trombosi, abbiamo capito che forse le donne per alcune tipologie sono più predisposte, è così? Allora, in realtà sia per quanto riguarda le forme arteriose, sia per quanto riguarda le forme venose, il sesso maschile è penalizzato. E per quanto riguarda le forme arteriose, le donne sono protette fino alla menopausa, più protette rispetto agli uomini, poi il rischio si equipara. Per quanto riguarda le forme venose, come dicevo, l'uomo continua ad essere o ugualmente predisposto, forse un po' più predisposto, tranne in alcune situazioni particolari che riguardano il sesso femminile e sono rappresentate appunto da quei fattori a cui facevamo cenno prima, cioè i fattori ormonocorrelati. Che cosa significa? L'utilizzo della pillola contraccettiva, e la gravidanza, il postpartum e l'utilizzo della terapia ormonale postmenopausale. Beh, innanzitutto voglio tranquillizzare le telespettatrici che si tratta di fattori di rischio, ma di fattori di rischio lievi, e questa è la prova che milioni di donne al mondo fanno uso in maniera efficace e sicura di questi presidi. Però questo rischio viene un po' aumentato effettivamente da queste situazioni. Naturalmente la gravidanza e il postpartum hanno, come possiamo dire, un periodo limitato, perché si tratta di un periodo della vita che è compreso tra i 9 mesi del periodo gestazionale e i 45 giorni dopo il parto. Naturalmente la terapia postmenopausale può aumentare questo rischio perché le donne hanno un'età più avanzata rispetto alle giovani donne che assumono la pillola e che di base hanno un rischio molto basso. È ovvio che anche queste prescrizioni sono sempre prescrizioni mediche naturalmente e ci vuole un counseling, cioè bisogna parlare con la donna, informarla di questa cosa e informarla che esiste anche questo lieve rischio che è più elevato nei soggetti che hanno una predisposizione congenita alla trombosi e quindi di queste cose le pazienti devono essere consapevoli, ma quando si è informati naturalmente poi la gestione è molto più facile e si acquista più sicurezza. Quando ci sono i fattori di rischio, insomma una serie di situazioni per le quali insomma, c'è questa possibilità, che tipo di controlli vengono fatti? Allora, dobbiamo dire che noi conosciamo già le situazioni potenzialmente a rischio. In generale noi sappiamo che la chirurgia, soprattutto la chirurgia ortopedica maggiore, che cosa significa? I soggetti che devono essere sottoposti a un intervento di artroprotesi d'anca per frattura o per una grave artrosi o gli interventi chirurgici maggiori sono delle condizioni a rischio di trombosi. Questo la medicina lo conosce, tant'è che chi ha avuto esperienza di questa situazione sa che il paziente viene sottoposto alla prevenzione con le punturine sulla pancia, cioè si tratta di eparina quasi sempre o di un analogo a basse dosi che serve appunto per prevenire questa cosa, questi eventi trombotici. Quindi questa è fondamentalmente la prevenzione farmacologica, ma poi esiste una prevenzione che è data dalla mobilizzazione, cioè l'evitare la sedentarietà e quindi evitare di stare la vita sedentaria o l'immobilizzazione prolungata. E questo ovviamente è una condizione di prevenzione, il movimento. Questo per quanto concerne l'aspetto venoso. Naturalmente per ciò che concerne l'aspetto arterioso, lo stile di vita di cui abbiamo parlato prima, quindi il contenimento del peso corporeo, la dieta adeguata, l'alimentazione corretta, non fumare, fare attività fisica, eccetera, sono tutte condizioni che determinano una prevenzione che naturalmente come in tutte le malattie è fondamentale, perché prevenire la malattia e impedire che questa si formi è un presidio fondamentale della medicina. Le rivolgo una domanda che ci è arrivata attraverso i social, l'avevo tralasciata, però effettivamente può essere molto interessante. Ci chiedono il ruolo delle calze compressive, sì. Anche questo in un'ottica sempre di prevenzione? Certo. Allora, le calze compressive possiamo dire, possono essere utilizzati in vari contesti. L'uno è quello appunto della prevenzione. I telespettatori avranno avuto esperienza personale o dei loro congiunti dell'utilizzo delle calze, quelle cosiddette bianche, che si indossano in ospedale proprio in previsione di un intervento chirurgico, perché la calza impedisce al sangue di ristagnare e quindi impedisce la formazione del coagulo.
Poi ci sono calze che vengono utilizzate per il contenimento delle vene varicose. Se la varice venosa si riempie di sangue, se il sangue ristagna, si infiamma e si crea la flebite. La calza serve per evitare questo facilitando lo svuotamento. E poi ci sono i pazienti che la trombosi l'hanno avuta, quindi hanno la gamba gonfia perché il vaso è stato danneggiato, perché le valvoline che si trovano all'interno di questo vaso sono state danneggiate dalla trombosi e quindi hanno bisogno di un sostegno rappresentato dalla calza per far defluire il sangue dalla gamba e avvicinarlo, ovviamente tramite la circolazione, al cuore e ridurre quindi gli edemi, la pesantezza, il prurito, i formicoli e anche quelle pesanti ulcere molto dolorose che si possono formare intorno al malleolo, cioè intorno all'osso della caviglia. 30 secondi per rispondere all'ultima domanda che ci è arrivata da casa. Ci chiedono, ho le gambe sensibili a piccole botte con lividi estesi e soprattutto in estate mi sveglio con dolore alle gambe e alle caviglie che risultano particolarmente bollenti. Mi consiglia di approfondire? Allora, da quello che posso dedurre da questa descrizione potrebbe trattarsi appunto di una condizione di insufficienza venosa. A volte le valvolette delle vene non hanno una perfetta tenuta per esprimersi in termini idraulici, ma questo è anche in assenza di vere e proprie malattie per una predisposizione, una fragilità capillare. Anche in questo caso ci possono essere degli accertamenti strumentali e anche qui la calza elastica potrebbe, uso il condizionale perché naturalmente deve essere fatta una diagnosi, potrebbe essere comunque utile. Ma insomma sicuramente di magari spendere un po' di tempo per un approfondimento. Siamo in chiusura e io ringrazio la dottoressa Sabina Villalta, direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale all'ospedale San Giacomo di Castelfranco. Grazie a voi. Dottoressa. Grazie al dottor Paolo Radossi, responsabile del centro emofilia, sempre all'ospedale di Castelfranco Veneto. Grazie davvero. Grazie anche a voi di averci seguito da casa e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.